Tanto buongiorno, chiedo scusa. Brusca Giovanni, nato a San Giuseppe Iato il 20 febbraio 1957. Senta, alcune cose importanti per qualificare la sua posizione come dichiarata in questo processo. Lei non è sottoposto attualmente a alcun programma di protezione o lo è? No, non sono sottoposto. È sottoposto a un programma di protezione, quindi è stato riammesso a un programma di protezione? Non sono stato mai sospeso. Ah, non è mai stato sospeso? No. Allora era un'indicazione errata che avevo. Senta, lei ha definito tutte le sue pendenze per fatti che siano o gli stessi le stragi del 93 e 94 di cui ci occupiamo in questo processo, oppure per reati in qualche modo connessi o collaterali con questi, o a processi pendenti? Insomma. No, c'è un ultimo processo pendente. Un ultimo che riguarda? Un concorso in omicidio. Un omicidio? Sì. Con l'aggravante di mafia? Sì. Con l'aggravante di mafia. Vabbè, che domani dovrebbe andare a sentenza, se Dio vuole. Domani dovrebbe andare a sentenza. Allora chiedo anche il conforto vostro, mi sembra che è opportuno dare la garanzia maggiore del 210 piuttosto che, perché la connessione quando si parla di aggravante di mafia può riverberare i suoi effetti in maniera esponenziale, per cui allora lei viene sentito come imputato di reato connesso, per cui le devo fare la richiesta se intende rispondere o avvalersi dalla facoltà di non rispondere. No, intendo rispondere. Intende rispondere. Bene, e allora detto questo cominciamo a entrare nel merito della questione. Noi ci occupiamo delle stragi e quindi questo è il tema fondamentale, poi vedremo anche se vi sono anche altri aspetti di contorno che possono riguardare la finalità che la pubblica accusa attribuisce a questi reati, su cui lei può essere a conoscenza di qualcosa. Lei quando è che ha cominciato la sua collaborazione? Quando è stato arrestato e quando ha cominciato la sua collaborazione? Io sono stato tratto in arresto il 20 maggio 1996, quasi 15 anni, giorno 20 faccio 15 anni. Subito dopo 1, 2, 3 giorni cominciai a collaborare con i colloqui investigativi, prevalentemente per la cattura di alcuni latitanti. Può alzare un po' più la voce per favore? Per dare un contributo per la cattura dei latitanti. E poi cominciai a collaborare in maniera definitiva con l'autorità giudiziaria di Palermo, Caltanissetta e Firenze, credo il 9 e 10 agosto, sempre 96. A quell'epoca qual era la sua posizione processuale? Definitivo per il maxi processo. E poi avevo tutta una serie di procedimenti in corso. Quindi indagato per altri fatti? Sì, indagato per altri fatti, omicidio, stragi e quant'altro. Okay. Ma come definitiva avevo solo quello. Aveva solo quello. E alla cattura di quali latitanti portarono le sue dichiarazioni? Quella di Petro Carlo Greco prima, Petro Aglieri e gli altri due che erano con lui dopo, e poi non so se le mie dichiarazioni sono state utilizzate anche per altro, questo non lo so dire. Senta, venendo più allo specifico delle stragi di Roma con Maurizio Costanzo, poi Firenze, poi Roma, le chiese, poi Milano, la strage non andata a fine sul piano delle vittime dell'Olimpico e infine quella, chiamiamola tentata, anche se è un termine atecnico, del controllo. Lei per questi fatti è stato processato già? Sì. Qui a Firenze? Sì. È stato condannato in via definitiva? Sì, a 20 anni. È stato condannato per tutti questi fatti o solo per alcuni di essi? Che io mi ricordo per tutti, ora, ma che io mi ricordi per tutti. Era il processo Bagarella ed altri, per intenderci, cominciato nel 96, concluso nel 98, poi con sentenza d'appello del 2001. Sì. In quel processo lei che posizione assunse sul piano della... Là ero imputato, quindi... Sì, era imputato, ma lei che atteggiamento processuale tenne? Io disse qualcosa, negò tutto?
No, ho ammesso tutto, ho fatto ulteriori dichiarazioni spontanee che credo negli anni hanno avuto riscontro, inoltre in base a quello che era stato il mio percorso iniziale collaborativo di grande difficoltà, che anche il peggiore dei delinquenti, come nel mio caso, ancora un minimo di sentimento l'avevo, quindi avevo messo qualche cosa, come mi è capitato ultimamente. In quelle dichiarazioni avevo messo di riferire su qualche più che ho messo, veramente dimenticato, del mio contributo all'attentato a Salvatore Contorno. Perché lì cosa dichiarò lei in quel processo? Che non ne sapeva, che non sapevo nulla, ma in realtà invece io avevo fornito i detonatori. Aveva fornito, e questo sì. Poi l'ha detto prima di oggi in qualche altra circostanza? In dibattimento pubblico. Prego? In dibattimento pubblico. Spontaneamente durante il dibattimento pubblico. Dico, ma l'ha detto in quel processo, in dibattimento di quel processo? Sì, in quel processo. Durante il mio processo. Lei dice ho omesso di dirlo, si riferisce alle indagini allora? No, alle indagini preliminari. Alle indagini preliminari. E poi ma più che omesso, proprio era realmente dimenticato. Se l'era dimenticato. Va bene. Lei tutte quelle dichiarazioni rese a suo tempo le conferma, le rettifica, ha qualcosa da aggiungere, da precisare, perché quelle dichiarazioni le abbiamo acquisite o direttamente o attraverso la sentenza che le ha filtrate, le ha fatte proprio, le sentenze. Rispetto a quelle dichiarazioni, ecco, siamo a questo punto di partenza, non ha nulla da rettificare, le conferma o le rettifica. Adesso mi rendo conto che un po', però in linea di massima le sue dichiarazioni di ammissione di colpevolezza in ordine a tutte quelle stragi la mantiene ferma. Totale. Va bene. Noi ci occupiamo adesso di un particolare imputato, Tagliavia Francesco. Lei lo conosceva, l'ha conosciuto, quando l'ha conosciuto e Tagliavia? Io l'ho conosciuto in qualità di uomo d'onore. Quali circostanze? Lo sapevo nell'ambiente e l'ho conosciuto, ritualmente presentatomi nel periodo del cosiddetto complotto Puccio, siamo nell'89. Era il capomandamento precedente? Il capomandamento era in quel momento reggente della famiglia di Biancaccio, Corso de Mille, in quel territorio, sì. L'ho conosciuto in un'occasione che in quel momento... Chi glielo presentò, se glielo presentò qualcuno? Ma se non ricordo male Antonino Madonia, della famiglia di Resultato. Lo presentò come uomo d'onore? Come uomo d'onore, sì. C'era una regola per cui la presentazione di un uomo d'onore doveva avvenire attraverso una... Sì, ci deve essere un terzo che conosce tutte e due e quindi può... Nel senso che non ci si poteva presentare direttamente e dire io, ecco, rivelarsi in questo... No, ma almeno secondo le regole di Cosa Nostra non può venire. Tranne che non ci sia un terzo che si adopera in questo senso. E ha saputo che ruolo aveva all'interno di Cosa Nostra all'epoca, Tagliavia? No, io in quel momento no, perché quello che si occupava di quel territorio non mi ricordo se era Giuseppe Lucchese o c'era qualche altro, non mi ricordo, comunque eravamo impegnati nel cosiddetto complotto Puccio, me lo ricordo benissimo. Vuole specificare un po' che significa? Complotto Puccio nel senso che si era sventato, venuto a conoscenza che Vincenzo Puccio con altri soggetti all'interno di Cosa Nostra volevano attentare alla vita di Salvatore Arrine e tutti i suoi più stretti personali lui più ristretti. Puccio fu poi ammazzato? Sì, fu ammazzato in carcere, a Luciardone, sì. E fu in quella circostanza che ho conosciuto il Tagliavia. Ma parlasse di questo tema anche? Di questo... No, non c'era bisogno perché di tutti i presenti eravamo alla ricerca di tutti i responsabili di questo fatto. Quindi praticamente era in corso l'azione punitiva? Sì. Non mi ricordo qual era l'operazione che si doveva svolgere, sinceramente. Mi ricordo è un fatto anomalo che ci trovavamo in un scantinato, dovevamo salire sopra per andarcene e abbiamo preso l'ascensore, eravamo tutti 5-6, non mi ricordo quanti eravamo, assieme, c'ero io, c'era Antonio Madonia, c'era lui, c'era Perfetto Cannella. Chi, scusi?
Tagliavia e qualche altro che non mi ricordo. Comunque me lo ricordo perché credo che fosse la prima o la seconda volta che io lo vedevo, quindi mi è rimasto impresso. Ma perché fu fatta questa riunione chiamando anche il Tagliavia? Cioè, capisco, l'ha detto già, ma Perché era un'esigenza operativa più immediata per cui fu fatta questa riunione? ma prevalentemente che sono stati coinvolti in quanto erano coinvolti personaggi del suo mandamento. E poi si dava un po' di Cosa contributo. vuole precisare? Il mandamento di Tagliavia? Di Tagliavia, di Brancaccio Orso dei Mille. Quindi lui fu convocato, dice lei, perché erano coinvolti nel complotto? Perfettamente. Quindi tra quelli che avrebbero voluto fare attentare alla vita di Rina, se capisco bene? No, lui fra virgolette a difesa di Rina, cioè dopo che lui ha partecipato assieme agli altri per punire, fra virgolette, chi voleva attentare, in questo caso Pucci tra quelli che volevano attentare c'erano uomini del suo mandamento? Sì. E lui che atteggiamento tiene il Tagliavia rispetto? Si è messo a disposizione di quelle che erano le ragioni portate da chi rivendicava un torto che doveva subire. Cosa intende dire? Si mise a disposizione su questo tema specifico punire i miei stessi uomini, questa regola? Sì, secondo le regole, quindi punire gli stessi uomini che secondo quelle che erano le valutazioni di chi allora li ha fatti avevano sbagliato. Ho capito. E poi questa punizione andò a effetto, te le ricordi? Ma io mi ricordo che ho partecipato ai vari tentativi per l'omicidio di Vincenzo Puccio. Poi ognuno poi si è diviso i compiti per altri scenari. So che in quel territorio di Brancaccio e Bagheria sono stati compiuti atti criminali, omicidi, di cui io non so materialmente chi li ha commessi, però sapevo qual era il motivo. E poi ho partecipato anche ad altri fatti, tipo che non ho potuto commettere, ma mi ero messo a disposizione per... No, fermiamoci qui. Sì. Lui, il punto focale è sempre l'imputato e i fatti gli vengono addebitati. Possiamo dilungarci, ma non più di tanto. No, io rispondo... Sì, certo, immagino lei cose che può dire, però noi dobbiamo limitarci a quelle che ci interessano rispetto al tema del processo. Quindi lei ricorda questa riunione quando avvenne grosso modo, l'anno? Ma l'anno 89, ora mi ricordo, credo primavera, però signor Presidente, il punto fermo è l'omicidio di Vincenzo Puccio, quindi prima. Quindi quando fu ucciso Vincenzo Puccio? Non mi ricordo se era maggio, giugno, non mi ricordo, signor Presidente, direi una... Va bene, e quindi questa riunione si concluse con l'accordo corale complessivo che andava fatta questa azione punitiva nei confronti di tutti i responsabili che avevano progettato questa congiura. Poi successivamente ha avuto modo di incontrare o di sentire del Tagliavia? No, poi ho modo di sentire su Tagliavia per un presunto coinvolgimento nel cosiddetto mago di Villa Abate, a certo Sucato, se non ricordo male. Io lo riferì questo. Ma Bagarella o qualche altro, ma prevalentemente Luca Bagarella, che lo ritenevo responsabile di qualche loro coinvolgimento in questa circostanza, però ripeto discorsi fatti così, in maniera molto generici. A un certo punto ha saputo che il Tagliavia aveva assunto un ruolo di capofamiglia? E se sì, di quale famiglia? No, avevo una certa, non sapevo se aveva carico, ma comunque una certa personalità nella famiglia di Brancaccio, cioè ex Ciaculli, chiamiamola così, nella famiglia dei Graviano, di Giuseppe Graviano, prima Ciaculli, poi passata a Brancaccio con Giuseppe Pucci e Vincenzo Lucchese, poi Lucchese prima che venisse arrestato, poi è passata ai fratelli Graviano, in particolar modo a Giuseppe. Parla di famiglia o di mandamento? Mandamento e famiglia. Conosce la distinzione? Sì. Brancaccio fa mandamento e famiglia contemporaneamente. Ecco, quindi il mandamento raggruppava più famiglie? Sì. Ora non me lo ricordo, credo ci fosse Ciaculli, Corso dei Mille,
parte di via Messina Marina, non la conosco nel dettaglio dove i confini. Quindi non è Sì. in grado di dire rispetto a queste famiglie come si collocava il tagliavia francese? Brancaccio sicuramente, però non conosco i limiti. Mandamento di Brancaccio o famiglia di Brancaccio? Mandamento e famiglia. Mandamento e famiglia. Credo però ripeto, non la conosco a fondo, forse di Corso dei Mille, però non... Lei ha detto quindi era molto vicino ai Graviano, qualcosa del genere? Sì, molto legati a Giuseppe Graviano. Legato a Sì. Giuseppe Graviano. In quali elementi ha dei suoi ricordi? Sempre fare questa affermazione? per quello che avveniva in quel momento storico, quando si parlava di Dallavia, era prevalentemente Luca Bagarella quello che mi informava di più. L'ha mai visti assieme, l'ha mai incontrati assieme, i Graviano e Tagliavia? Credo, se non, ripeto, non fu in queste circostanze che pure c'era Giuseppe Graviano quando fu in questo ascensore che salivamo. In questo ascensore che salivamo dal Questa riunione famosa nello sì, scantinato sì, c'erano... se non ricordo male c'era pure Giuseppe C'era Graviano. anche Giuseppe Graviano. Senta, ecco, scendendo per i rami nello specifico di queste stragi, lei cosa ha saputo in generale in ordine Alle stragi e al loro movente, la loro finalità. Ebbene, io posso ripetere quello che già ho detto a suo tempo. Nel tempo, non so se la domanda è quella che il Presidente... Nel tempo ho potuto semplicemente rafforzare e, come so dire, e confermare quello che io a suo tempo avevo detto. Ma io leggo dagli atti che sono già parte del fascicolo di dibattimento che lei avrebbe dichiarato qualcosa in sintesi, naturalmente, avrebbe dichiarato che a un certo punto con i vari arresti che furono lo Stato cominciò a operare e la situazione degli affiliati a Cosa Nostra divenne particolarmente difficile, soprattutto per l'attuazione che diventava sempre più pressante del 41 bis. 41 bis, signor Presidente, era un fatto momentaneo, non so se non ricordo l'idea, ma la vera motivazione, quella radicale, la vera iniziale era, come ho sempre detto e sostenuto, il primo metodo in pick-up in pole position sempre in macchina di processo. Il 41 bis, signor Presidente, entrava in secondo, strada facendo, in corso d'opera, fra virgolette. Quindi la causale più diretta delle stragi era il fatto che il 41 bis, che il maxi processo aveva... Insomma, La causa di tutto, signor alterato una certa situazione. Allora, per essere più chiari, per quello che mi riguarda, Sì. e per quelle che sono le mie conoscenze, non perché me li ho presi Certo. senza offesa al bar, per quello che sono le mie conoscenze, la base di tutto è il maxi processo. Tutto il resto, il 41 bis, è diventato in base agli sviluppi, perché se non ricordo male il 41 bis è stato introdotto dopo la strage del dottor Borsellino e in quel momento già la cosiddetta, oggi viene chiamata trattativa, ma l'offerta, questa offerta arrivata da Torrini era avvenuta prima, per quelli che sono i miei ricordi. Quindi che atteggiamento si decise nei vertici di Cosa Nostra di tenere dopo il maxi processo, dopo questa risposta che lo Stato stava dando col maxi processo? Dice lei soprattutto, con 41 bis si può aggiungere, che tipo di atteggiamento si decise di tenere? E lei grosso modo ha detto già in quei processi a cui ha fatto riferimento che si propose, e lei era tra i fautori di questa linea, un'aggressione nei confronti dello Stato per indurlo a più miti consigli, diciamo così, tra virgolette. Sì. È vero, non è vero? Questo? Sì, la confermo, però signor Presidente, se la contestualizziamo solo in quel momento assume un significato, se invece la spostiamo per quelle che sono le origini,
penso, ripeto, questa è una mia sempre valutazione personale, assume un altro significato. Cioè l'inizio di tutto, come già detto, è il maxi processo. Strada facendo avvengono altri contesti, quindi si opera in base a quelle che sono le evoluzioni degli interventi. Il 41 bis, signor Presidente, in quel momento storico, a prescindere dalla ristrettezza, erano i maltrattamenti. E non ci possiamo, noi che voglio giustificare. Nelle carceri? Sì, erano i maltrattamenti. Soprattutto l'esempio? Signor Presidente, c'era di tutto e di più, si passava dalla violenza fisica Ma mi dica, non c'eravate abituati, nel senso che se questo fatto di maltrattamenti fu una novità, un fatto inedito, significa che prima non c'erano. Cosa c'era? No, nelle carceri nei vostri c'erano confronti? i maltrattamenti prima, per quelli che erano i racconti di altri ex uomini d'onore più anziani, le ristrettezze ci sono sempre state. Ma quello che era in più questa volta c'erano le cosiddette violenze in generale, non è che erano 1, 2, 3 soggetti, 4 soggetti, 5 soggetti, quasi era un po' generalizzata, in particolar modo sul Piacere di Pianosa e l'Asinara. Quindi era cambiato qualcosa nei vostri confronti in questo senso? In maniera generale sì, sotto questo punto di vista era stato introdotto sia il regime ristretto, ma erano stati pure, venivano le segnalazioni da parte dei carceri, i maltrattamenti, arrivavano da tutti i familiari, signor Presidente. Non è che voglio io con questo giustificare o accusare, però se non si spiega non si capisce, non so se rendo chiaro il pensiero. Senta, è un ragionamento ad alta voce che faccio io. Sì, sì. Il maxi processo reagiamo con le stragi, no? Perché mi pare di capire che questo che dice accorda le stragi al maxi processo in via preliminare più diretta. Allora, signor Presidente, io vediamo se riesco a spiegarmi il mio pensiero. Perché a un certo punto si pensò ad attuare una strategia stragista, questo poi è quello che interessa la Corte. Se vuole io le spiego il mio pensiero, Sì, ce lo basato spiego. sempre su... No, il suo pensiero però... No, basato sempre su fatti, no? Il suo pensiero qualificato come, diciamo, esponente che stava dentro le cose. Chiedo scusa, non il mio pensiero, cioè gli espongo la mia conoscenza dei fatti. La sua conoscenza dei fatti. In base, chiedo scusa. Secondo la sua conoscenza dei fatti? Quindi noi, l'eliminazione di Giovanni Falcone non è avvenuta nel 23, la volontà di uccidere Giovanni Falcone non è avvenuta il 23 maggio 92, ma per quelle che sono le mie conoscenze, perché io ho operato in tal senso. Viene dopo subito la strage del dottor Chinnisci, per tutta una serie di circostanze. Questo attentato, questo omicidio, attentato, fu rinviato più volte nel tempo. E quello che si sa è che qui c'è quello dell'Addaura, l'attentato mancato all'Addaura, ma ce n'era stato un altro quando lui frequentava la piscina, ce ne fu un altro quando si provò un bazooka nel territorio di San Giuseppe Jato perché si voleva attentare alla vita di Giovanni Falcone, essendo che camminava con una macchina blindata. Ci sono stati più tentativi, più volontà in questo progetto. Anche a Roma quando lui passò al Ministero? Questo siamo alla fase finale, e personalmente io assieme a Leoluca Bagarella poi ho saputo che c'erano altri soggetti venire a pedinare le frequentazioni, le abitudini per chiudere, fra virgolette, un conto del passato. E questo aveva una funzione puramente vendicativa. Non è che vendetta. Vendicativa, ma anche neutralizzare un nemico. Perfetto. Di Cosa Nostra. Però non siamo ancora alle stragi. Perfetto. Dopodiché, nel frattempo dobbiamo metterci nel conto che non viene mai citato, era stato ucciso Scopelliti, era stato ucciso il maresciallo Guazzelli e poi è stato ucciso Giovanni Falcone. In questa fase io mi ricordo di aver incontrato Rina, che in primo tempo era così un po' titubante. Ok, io gli chiedo come che si diceva, se ci fosse qualche novità in base a quelli che era stato ucciso anche l'onorevole Lima, chiedo scusa, quindi, perché quel Lima non è stato ucciso il 20 marzo sempre nel 92,
la volontà di uccidere Olimio lo sapevo quando lui non si è messo più a disposizione per il maxiprocesso, sino all'ultimo attentato Rina di poter ottenere un beneficio, perché dobbiamo entrare pure nella testa, nei fatti. In quel momento Salvatore Rina aveva l'unico ergastolo ed era quello del maxiprocesso, non aveva altro. Come dice Cancemi nella sua dichiarazione, che si sarebbe fatto 4-5 anni legato pure a una sedia, però il resto lo voleva risolvere, e lo voleva risolvere a modo suo. E mi dice che come primo impatto dice che voleva siano fatti sotto, ripeto, inizialmente quello che sto dicendo ad ora non l'avevo detto, ma per un semplice sentimento, anche se è sbagliato, e poi vi dico, spiego pure per quale motivo l'ho detto di recente, che ci siano presentati dei soggetti che lui ha qualificato in Marcello Dell'Utero e Vito Ciancimino, che li volevano portare la Lega e un altro soggetto politico in quel momento io non mi ricordo, però questo fatto lui li ha presi come una notizia quasi senza con indifferenza. Mi rivedo con Rina dopo, non so se ora 15 giorni, 20 giorni, comunque prima della strage del dottor Borsellino, e assume un altro tono. E io gli chiedo, essendo una persona curiosa, anche io avevo interessi non tanto personale, ma in qualità di mio padre, che era uno dei cosiddetti appartenenti alla cupola. Cosa intende dire? Uno dei capimandamento della provincia siciliana, provincia, governo di vertice quello provinciale, non quello regionale. Quindi partecipa anche a questa attività. Lui questa volta un tono diverso dice, e mi dice, sono frasi che non posso dimenticare, finalmente si sono fatti sotto, e mi fa con un gesto della mano, gli ho consegnato un papello, tutta una serie di richieste che io non ho visto, però sapevo perché ne avevamo discusso sempre nel tempo. Prima era il maxiprocesso, la revisione del maxiprocesso, l'applicare la legge Gozzini, tutta una serie di benefici per i carcerati, la legge sulla confisca, la legge Rognone Torre. Mi fece capire che si sono fatti sotto, lei chi capì che si era fatto sotto? In quel momento lui mi fa, il tramite non me lo disse, mi ha detto solo il committente finale, che fino ad ora io... Committente finale? Sì, che in quel momento io fino ad ora non l'ho mai detto pubblicamente, mi fa il nome, questo poi la verità la sa lui, mi fa il nome dell'onorevole Mancino, che allora era Ministro degli Interni. Per fare il nome di? Dall'allora Ministro degli Interni, l'onorevole Nicola Mancini con... Lei non l'ha mai detto questo? Non l'ho detto in fase pubblicamente, non in fase lo dice in un dibattimento? In dibattimento pubblico è la prima volta, in altre volte invece credo che l'abbia detto prima, non mi ricordo se l'avevo messa a verbale o meno, comunque gliel'avevo fatto capire al dottor Alfonso Sabella, e poi per la prima volta il 100% lo metto nero su bianco davanti al dottor Gabriele Chelazzi. Quindi riassumendo, questo discorso glielo fa mutando anche atteggiamento, come ha detto lei, prima della strage di Via D'Amelio. Sì. Quanto tempo prima? Insomma, dopo la strage di sì, dopo l'uccisione, sì. Strage di Falcone e prima della strage di Via D'Amelio. Mutando atteggiamento in che senso? Ce lo vuole spiegare? Perché questa volta questa offerta, questo contatto che gli è arrivato, a prescindere dalla prima offerta che gli era fatto, questa la vedeva più concreta, in quanto mi ha detto gli ho fatto un papello così di richiesta, quindi era un fatto più concreto. Come l'aveva fatto per venire? Glielo disse? Era tramite terzi, non me lo dissi, non siamo scesi nel dettaglio. Non è sceso nel dettaglio dei canali. Vabbè, avviciniamoci alle stragi, perché poi è sempre il cuore del processo. Quindi per me l'argomento era
diciamo, mi affidavo a lui, tutto quello che faceva lui a me mi stava bene. Nel frattempo, ora non mi ricordo se... Una cosa però voglio chiederglielo, perché lei questa cosa la conosceva già nel processo del 96 qui a Firenze, no? La conosceva? Sì. Di Mancino? Sì. Perché non vuole spiegarci che c'è una ragione per cui non fece il nome di Mancino almeno? No, non per paura, ma uno perché ancora, signor Presidente, in quel momento storico io venivo da un inizio di collaborazione pesante, piena di diffidenza da parte delle autorità competenti. Ho dovuto lottare per imporre la mia verità, se vuole io li posso elencare tutto uno per uno, infatti. Io questa domanda gliela faccio perché dobbiamo assaggiare la credibilità e pratico, tra virgolette, di queste cose, quindi dobbiamo capire anche il percorso, anche le ragioni del silenzio precedente, quale possono essere state per verificare gli attendibili oggi. Stavo arrivando, signor Presidente. Allora? Andato punto, allora, per essere ancora molto più, come è noto, io all'inizio della collaborazione è stato indicato come depistatore. Tant'è vero che tutte le tre procure mi hanno accusato per calunnia, aprendo proprio un'inchiesta a tutti gli effetti. Io quando mi hanno presentato queste denunce ero tranquillissimo, come lo sono stato in l'ultima circostanza. Calunnia ai danni di chi? Miei. No, lei era stata accusata di calunnia? Sì, ero stato indagato per calunnia. Accusato ai danni di chi avrebbe calunniato? Mio fratello Enzo Busca Salvatore, alla fine. Però prima, in quella circostanza, avrei accusato tutta una serie di collaboratori, avrei accusato... Ritornando alla mia domanda, la ragione per cui lei non quindi, no, signor Presidente, per poter io poi dimostrare che quell'atto d'accusa che mi veniva rivolto, ho dovuto lottare sempre con la verità, sempre senza mai aprirti nessuna tesi o nessun'altra circostanza. E quindi arriviamo quando siamo, non mi ricordo se già il programma era stato di protezione, è stato ammesso o meno, non mi ricordo, comunque non era a me che mi è interessato mai il programma di protezione, mi interessava tanto per i miei familiari, non personalmente per me. A un certo punto finalmente, grazie, e lo devo dire, mi dispiace per quello che è successo, però grazie alla Procura di di Firenze, quello che in particolar modo al dottor Gabriele Ghelazzi, che fin dal superato il primo momento, quello che mi ha sempre più non creduto, dicevo le cose, lui faceva accertamenti, poi veniva e mi dava soddisfazione di quello che io avevo detto, non erano bugie ma erano fatti. A quel punto, ripeto, anche se già l'avevo accennato, però non mi ricordo se l'avevano già scritto o meno, del fatto della trattativa, o perlomeno di questa offerta l'avevo detto già dal 96, sin dall'inizio della mia collaborazione. A quel punto ho ritenuto opportuno, chiamando il dottor Gabriele Ghelazzi, l'ho messo nero su bianco. Non l'ho voluto dire mai pubblicamente, per un fatto di opportunità e non per paura. Speravo che facessero delle indagini, dopodiché nel momento in cui mi sarebbe stato chiesto io l'avrei detto senza nessun timore riverenziale o timore di chissà quale altra natura. Quindi ho detto a tempi non sospetti, in maniera... Va bene, ha dato una spiegazione sua, la apprezzeremo. Perché poi si è determinato a farne in fase di indagini prima e oggi il Dibattimento il nome anche di Mancino come colui che, secondo l'esclamazione di Rina, si sarebbe fatto sotto o comunque avrebbe dato il suo nulla osta perché organi dello Stato si facessero sotto, nel senso che arrivassero a un'ipotesi di trattativa con Cosa Nostra, è questo il senso? Sì. Ecco, come mai lei poi l'ha detto, l'ha fatto questo? Ultimamente, come credo noto, non so se a questa Corte, ma vedo anche a questa Corte, visto le domande iniziali, io sono stato indagato per riciclaggio, io e i miei familiari, ultimamente c'è un'indagine che si sta svolgendo. Da questa indagine
io lì per lì, come si dice, una cosa che non mi aspettavo, mi piove addosso questa circostanza e quindi per un giorno, mezza giornata sono stato un po', come si dice, sbandato, ma più che altro per capire, pensavo ai miei familiari, quello che stavano subendo per causa mia. Passato questo momento di sbandamento e focalizzando a quelli che erano i fatti, le circostanze, dopo 1 o 2 giorni, non mi ricordo con precisione, chiamai la Procura della Repubblica di Palermo, il dottor Messineo, con il suo sostituto, perché in quella circostanza mi sono reso conto che ero sotto indagine, quindi microspie, telefoni, che in carcere, cioè tutto quello che mi riguardava era tutto sotto osservazione. Allora, siccome in una di queste intercettazioni io parlavo con mio cognato Salvatore Cristiano, parlavo in questo senso, siccome mio cognato è una persona fuori dal contesto di Cosa Nostra, non condivido la mia scelta di collaborare, però avevo sposato la sorella, quindi lui stava in questo consenso, si incontrava con me anche per via della sorella. A un certo punto lui Brusca, scusi se la interrompo, non perda mai di vista la domanda iniziale. Sì, stavo arrivando. Perché poi sei determinato a fare? A un certo punto da questi fatti, parlando con mio cognato, si parlava di Berlusconi, di Dell'Utri, quale mandanti esterni delle cosiddette stragi. Io rispondevo in quelle circostanze che non c'entravano niente. Allora ho chiamato per dire: guardate, parlavo con mio cognato di questa circostanza, e onde evitare che fughe di notizie o strumentalizzazione di qualunque genere e natura, per quello che mi riguarda, per quelle che sono le mie conoscenze, i fatti sono questi, quindi Dell'Utri e Berlusconi non c'entrano, la mia situazione è ancorata al passato. Più ho aggiunto, gli ho detto, ho omesso in quel momento storico di fare il nome di Dell'Utri e di Ciancimino, per quelli che ho menzionato poco fa, nell'inizio della mia collaborazione, più ho citato altri 2 casi, 2 fatti, e se voglio li spiego pure per quale motivo, e più ho fatto il nome di Nicola Mancino, che fino a quel momento con la Procura di Palermo io non avevo mai fatto. Questo quando è accaduto, grosso modo? 20 febbraio di quest'anno. Quindi per la prima volta ne ha fatto il nome di Nicola Mancino. Con la Procura di Palermo. In precedenza l'aveva fatto? Sì, l'avevo fatto già, non mi ricordo, 2000-2001, sì. Quello di Palermo, quindi l'ho fatto. E poi, siccome, visto che poi è venuto fuori su tutti i giornali, quindi capisco che da qui a poco dovrò essere sentito anche nel processo dove il generale Mori è imputato, quindi ritenere questa reticenza a dire di no mi avvalgo della facoltà di non rispondere Va bene. Senta, lei è al corrente allora di quanto avvenne nella fase progettuale delle stragi? Cosa sa di questo prima del momento esecutivo? Cosa partì questo input, no? Si decise di attuare questo tipo di reazione nei confronti dello Stato, da quello che lei sta dicendo si comprende. Cosa fu fatto per scendere più nella specificità progettuale di questi fatti? Ci furono delle riunioni? Chi vi partecipò? Signor Presidente, dobbiamo partire dal posizionamento, della collocazione del proiettile posizionato nel Giardino dei Bobboli qui a Firenze. Fino ad ora, a quel momento, Cosa Nostra non si era mai occupato di attentati al nord o di altra natura che non riguardavano i soggetti fisici, essi siano politici o giudici o quant'altro. Prima il fatto. Attentato con esplosivo ai giardini? No, posizionato una bomba a mano al Giardino dei Bobboli
come atto intimidatorio, atto dimostrativo. Si ricava già la sentenza. Perfetto. E lo so già, Perfetto. per mia lettura personale, però ci specifichi meglio chi lo fece questo gesto. Questo gesto l'ho fatto fisicamente, non mi viene il nome, Santo Mazzei. Santo Mazzei con altri soggetti a lui vicino, frutto di un discorso fatto tra me, Bagarella, Nino Gioè, è passato a Salvatore Rina. E un tale Bellini che c'entra in questa storia? C'entra perché, come volevo dire, fino a quel momento Cosa Nostra non si era mai interessato di questo tipo di fatti. E a un dato punto arriva tale Bellini, questo si parte dal nord Italia per Era andare... affiliato di mafia? No, che io sappia no, almeno che mi ricordo no. Successivamente Gioè mi dice che questo soggetto era un'appartenenza a una meglio precisata organizzazione terroristica, che ha avuto la fortuna o la sfortuna, io dico la sfortuna, di conoscerlo in carcere. Lei l'ha conosciuto? No, io, Gioè Antonino. Gioia la conosce. E che a un dato punto questo signore era stato arrestato con un nome, poi era stato scoperto. Sono venuti, mi diceva che erano venuti non so quale forze di polizia per andarla a prelevare e portarselo perché era stato scoperto la sua vera identità, quindi si supponeva che era qualcuno appartenente ai servizi segreti. Allora, questo Bellini, se capisco, diede un'idea nuova. Perfetto. Dopodiché Bellini Qual era l'idea che diede a Gioè? L'idea era di non di fare attentati, come ho sempre detto, di attirare l'attenzione in altri soggetti, cioè spiegava, vedi, tu uccidi un giudice, se ne va un giudice arriva un altro, se tu invece metti in difficoltà lo Stato con il turismo o con le opere d'arte, automaticamente lo Stato corre ai ripari, almeno per quello che io ho sentito. Ho capito. Diede questo praticamente aprì questa prospettiva Perfetto. nuova a cui Cosa Nostra fino a quel momento non aveva pensato. Mai. Faceva Mai. le stragi vendicative, Perfetto. mirate o comunque Perfetto. preliminari, ma non aveva pensato. Perfetto. E Gioè la trasmise questa all'interno, questa... La trasmise prima di tutto a me, dopodiché io ho voluto ascoltare personalmente questa discussione fra i due, ed eravamo a casa sua, la sua casa era posizionata con più piani, c'era una scala a chiocciola dove io mi sono posizionato al piano di sopra, per non essere visto. per non essere visto, sì, dal Bellini, che si sospettava fin dall'inizio che questo potesse appartenere ai servizi segreti, che non capivamo questo si presenta così di punto e bianco con la scusa del recupero delle opere d'arte proveniente di un furto dalla Pinacoteca di Modena. Un minimo di sospetto c'era, quindi lo guardavamo come diffidenza, però nello stesso tempo ne volevamo sfruttare questo contatto, e gli spiego pure perché. Perché oltre a darci queste indicazioni, fra virgolette, a darci questi consigli, non accordo, non nessun tipo di, almeno per quello che mi riguarda, non siamo scesi a patti, faccio questo per questo, nella maniera più categorica, però ci aprì questa prospettiva. In più ci apre una prospettiva di poter scambiare sempre delle opere d'arte per ottenere dei benefici. Quindi non potendo ritrovare quello che lui cercava, la proposta fu: se invece ti diamo altre opere d'arte, qual è la differenza? Allora la risposta fu, io sto sintetizzando, la risposta fu che si poteva trattare. Quindi allora era finalizzato, noi attacchiamo questo è lo scenario nuovo, colpiamo questi obiettivi, vedremo. No, dalla nostra bocca non è mai uscita la parola colpiamo. Lui dava suggerimenti e li spiego proprio nel dettaglio. Sempre quando lui parlava, Gioè, per farmelo capire, ripeteva quello che lui diceva, tanto punto che lui a un dato punto si insospettisce, dice: ma che c'è, qualcuno che ascolta? Dice no, Gioè gli risponde, dice no, c'è per capire bene io quello che sto dicendo. Quindi quello è un discorso interlocutorio di un'apertura diversa di quello che era stato fino al momento prima, fra virgolette,
Non mi ricordo se era avvenuta già la strage del dottor Borsellino o meno, questo non me lo ricordo. Vabbè, allora, questi consigli, questa prospettiva, Perfetto. questa strategia inedita, voi, insomma, Cosa Nostra, e poi ci dica lei come la pensava nello specifico, pensò di piegarla, di adattarla a un obiettivo preciso, di Sì. tipo ricattatorio, possiamo dire così? Precisamente. Cioè lo Stato bisogna piegarlo e qui praticamente è un settore dove è vulnerabile particolarmente, per le ragioni che lei ha detto, Perfetto. per ottenere che cosa? Perché non si ricatta, no? Per ricattare, si ricatta sempre per una finalità. Perfetto. Allora, a un dato punto, quando poi dobbiamo fare un passo indietro, dopo la strage del dottor Borsellino, mi sono incontrato con Rina e mi ha detto che le richieste avanzate da lui erano esose, c'erano tante. Questo quando accadeva, grosso modo? Non si è presente con il Quindi prima dell'arresto gennaio 93, no? Sì, prima credo dobbiamo essere agosto-settembre, quindi perché gli dico questo perché poi dovevamo, affinché costoro che gli avevano fatto questa offerta venissero a trattare. Borsellino è prima del suo arresto. Perfetto. Stavamo preparando, personalmente io stavo preparando un altro attentato contro l'attuale procuratore nazionale antimafia, il dottor Piero Grasso, cosa che io per un sesto senso, non so per quale motivo, non perché oggi vado a dire, con la scusa che ci poteva essere l'interferenza dell'allarme della banca, non applico, altrimenti forse la situazione sarebbe diversa da raccontare oggi. Finito, poi Quindi lei si incontra con Rina, e quindi studiate assieme questa possibilità. nel frattempo no, io poi non lo vedo più per un periodo, però c'era Leoluca Bagarella che faceva da tramite tra me e Rina. Quindi nel frattempo lo informo che io avevo dietro sua autorizzazione perché non potevo camminare da solo. Gli dico che tramite Bellini sto portando avanti una trattativa per mio padre, per Giovan Battista Pullerà, Pippo Calò, Giuseppe Giacomo Gambino e non mi ricordo se c'era pure Luciano Ligio, comunque allora i ricordi erano più freschi, perché se non vorrei che la mia trattativa vada a coinvolgere con la sua, quindi io prima di fare un passo parlavo sempre con lui e lui mi ha detto di andare avanti senza nessun tipo di problema, quindi andavo avanti con questa trattativa, con questo scambio di opere d'arte, che essero quadri, credo un cane con la testa mozzata, comunque ho fornito delle fotografie. Le facevate ritrovare? Come avveniva questo? Avevamo questo materiale a disposizione, abbiamo scattato delle foto e consegnato a questo Bellini che ha fatto avere a chi di competenza. Chi era chi di competenza? Poi si è saputo che erano banchi ai carabinieri, però in quel momento lui faceva capire che erano soggetti politici. Mellantava come se dietro questa situazione c'erano dei soggetti politici, non è me. I carabinieri in prima istanza e i soggetti politici dietro? Chi lo mandava erano questo maresciallo Tempesta, però il finale, chi poteva disporre di potere stabilire questa trattativa, questo beneficio per questi detenuti erano. Questa era una trattativa settoriale che riguardava proprio lei, per lo specifico di chi interessa. Ecco, vabbè. Quindi dopodiché questa qua, anche questa si è arenata e allora cosa facciamo? E a un dato punto Mazzei Santo, che era a conoscenza pure di questo particolare, e quindi già si era pensato di cominciare a fare questo qualche cosa, e inizialmente, signor Presidente, non c'erano gli attentati. All'inizio c'erano atti dimostrativi con tanto di telefonate, queste erano le indicazioni di rivendicazione, le indicazioni della Bellini, per dire fai una cosa e richiama chi di competenza per non fare succedere il danno. E Usare la bomba ma non farla esplodere. Perfetto. Minacciare soltanto. Perfetto, e quindi doveva essere questo, come è stato fatto con il proiettile d'artiglieria ai Giardini dei Boboli. E dove e con chi fu pensato, fu progettato questo aspetto minimalista della cosa, di limitarsi solamente alla paura e non fare danno? In quel momento la base che più frequentavamo era la casa di Gaetano San Giorgio a Santa Flavia. Allora, ci stiamo avvicinando alle riunioni, Sì. è la premessa iniziale. Quindi siamo
in un momento in cui la nuova linea è stata in qualche modo tracciata, vi è l'adesione complessiva dei più, a questo punto le chiedo, vi era un'ala oltranzista e un'ala invece moderata all'interno? Si manifestò all'interno Si percepiva però veniva colmata da Salvatore Rina che ancora era presente. Ecco, eventuali contrasti non emergevano, non affioravano perché Rina calmierava un po' le situazioni. Precisamente, però già si sa, chi ha detto all'interno di Cosa Nostra sapeva che c'erano... Però c'è, per esempio, chi era contrario proprio in linea di massima alle stragi, chi poteva essere? Ma non contrario, signor Presidente, che poi ci sono caratteristiche, chiamiamola così l'ala provenzaniana. Provenzaniana. Allora praticamente siamo in questa fase, gli attacchi alle opere d'arte per incutere, per insomma, intimorire maggiormente lo Stato e si fanno delle riunioni. Una riunione, lei ne ha fatto riferimento adesso, ha detto avvenne a Villa Flavia, a Santa Flavia. No, eravamo, di solito era quello il punto di incontro, quindi era quasi tutti i giorni là. Chi era questa villa in Santa Flavia? Di proprietà di Gaetano San Giorgi, che ci ha messo a disposizione, che noi frequentavamo. San Giorgi, ma c'era anche un'altra villa situata nei pressi dell'Hotel Zagarella, la conosce, ne ha mai sentito parlare? Sì, ce n'era un'altra dove poi ho avuto un incontro con Messina Matteo Denaro, con Giuseppe Graviano, con Gioia Antonino, con Luca Bagarella, ma questo ci arriviamo dopo, però per fissare la conoscenza sua di questo ulteriore posto di incontro, come si chiamava questa? Di chi era? Il nome non me lo ricordo, però so che... Allora, provo a farglielo io per vedere di aiutare la sua memoria, mi dica di sì o no, ovviamente, non è che si deve accodare a quello che dico. No, io... Un tale Basile, l'ha mai sentito? Sì, dico sì, gli dico subito perché poi da lì, dopo che sono stato tratto in arresto, costui è stato tratto in arresto, e io quando per indicare questo soggetto ho detto la persona che aveva un'impresa di polizia è stato arrestato all'aeroporto di Falcone Borsellino, e da lì poi ho saputo che si chiamava Basile e l'ho riconosciuto pure in fotografia. Allora, ricapitolando, queste riunioni progettuali, no? Sempre più specifiche, immagino, man mano che ci si avvicinava poi alla fase operativa concreta, dove avvenivano? In casa a Santa Flavia, nella villa di questo San Giorgio, ha detto? Sì. Poi prima di arrivare a quest'altra villa dobbiamo fare un altro percorso. Ci fu un momento di stasi. Nel frattempo io avevo un altro obiettivo da raggiungere, che era quello di cercare Di Maggio Baldassare per eliminarlo. Nel frattempo si avvicinavano le feste natalizie. Perché doveva essere eliminato? Secondo le regole di Cosa Nostra, in base a quelli che erano il suo comportamento e l'allontanamento, aveva lasciato la moglie per un'altra donna, in base a quei requisiti, secondo le regole di Cosa Nostra avevo questo incarico, che per vari motivi eravamo alle porte di Natale, quindi se facciamoci le feste e poi se ne riparla tutto. Di Natale 92. Si doveva mettere tutto nuovamente a nuovo ruolo, il 15 gennaio, il giorno in cui viene arrestato Rina. Quel giorno significa si deve mettere a ruolo, che è un linguaggio curiale, insomma. Si doveva ricominciare quelli che erano lo stato delle cose. Quindi, questo dopo la stasi? Dopo le feste, eravamo dopo le feste natalizie, quindi Rina ci doveva... Questa stasi nel progetto stragista fu causata dalle feste di Natale, il che mi sembrerebbe... No, ripeto, no. C'era un'altra ragione? Rina aveva nelle mani tutto il... come si vuol dire, le leve di comando. Che cosa intende dire? Lui, in base che tutte le notizie confluivano da lui, quindi lui poteva dire facciamo la strage, non la facciamo, aspettiamo, quindi aveva... Secondo lei, a quel che lei capì, percepì o sentì, per quale ragione aveva frenato, creando la stasi a cavallo di Natale 92 di cui sta parlando? C'era una ragione politico-organizzativa e derivava dai contatti che lui aveva? Cioè questa stasi fu generata da qualcosa che lui apprendeva in relazione ai contatti, alla trattativa? Le mie conoscenze erano che lui stava facendo di tutto affinché
affinché questi contatti che si erano creati tornassero a trattare. E ripeto, siamo settembre-ottobre, non mi ricordo, che mi avevo ordinato di fare un'altra strage affinché questi venissero a trattare. Voglio ricordare Quando che dice questi intende dire? questi con cui aveva aperto il dialogo, che poi ho scoperto nel 96, per questo non li menziono, che se vuole per semplificare, che poi si è dato Antonino Cinà. Comunque un punto fermo lo possiamo mettere da quello che lei sta dicendo. Attraverso quello che Riina diceva, aveva trovato i canali con le istituzioni statali. Sì. Ed era tutto un altro tipo di comportamento da quello che aveva avuto 15 giorni, 20 giorni, un mese prima. E quindi sembrava che si piegasse lo Stato, che in qualche modo... Sì. Lui era tutto... Simplemente, io non so come... Era contento, era soddisfatto. Sì. Marina parlò anche di qualche segnale specifico che gli rafforzava in lui l'idea che stesse per in qualche modo ammorbidirsi, lo Stato, le istituzioni stessero... In quel momento riferimento a qualcosa di specifico, a un segnale che lo Stato potesse aver dato? Signor Presidente, quando lui in quel giorno sintetizzo 20 anni di mafia, nel senso che finalmente si sono fatti sotto e gli ho dato tutta una serie di richieste, erano tutti fatti che bene o male conoscevamo nel tempo, quindi per esporsi a dare questo documento vuol dire che lui ci credeva totalmente. Allora voglio essere più specifico perché altrimenti giriamo intorno al problema. Sì. Lei è al corrente che a un certo punto alcuni 41 bis, dico così per sintetizzare, furono tolti ad esponenti di Cosa Nostra? Signor Presidente, io non voglio, in quel momento non interessava a chi veniva tolto e chi non veniva tolto. No, voglio capire se questo fatto fu noto a lei e no, a me no, però signor Presidente, a me no, però a me era nota un'altra cosa, che si volevano uccidere guardie penitenziarie, quindi eravamo, anche se veniva tolto, venivano uccidere guardie penitenziarie proprio per causa dei maltrattamenti. Il primo punto era eliminare i maltrattamenti, non era togliere il 41. Vabbè, ma io le chiedevo se Rina avesse parlato di segnali incoraggianti sulla strada. No, Rina distribuiva biglietti, signor Presidente, chiedo scusa. Allora, andiamoci più specificamente verso le stragi. Ecco, cosa avvenne allora nelle varie riunioni che si succedettero, immagino, prima di arrivare poi alla fase operativa? Quindi quando arriviamo poi Rina guida questa organizzazione che lui ha fra le mani, siamo al passo del periodo festivo natalizio, ci dobbiamo rivedere il 15 di gennaio per lui fare il punto della situazione e ricominciare da dove fra virgolette si era interrotto. Purtroppo poi lei è stato in arresto e la situazione si è arenata. Io poi faccio una riunione con altri capi mandamento, non con tutti, dove c'era Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Gancemi Salvatore, c'era qualche altro in questo momento, quindi non c'era Giuseppe Graviano, che si doveva stabilizzare se continuare la strategista voluta da Salvatore Rina o fermarci. Vengono fuori divergenze di opinioni. Sì, e in quella circostanza, oltre all'ala provenzaniana, si è accodata anche a questa volontà anche Raffaele Ganci, che era prima vicino a Salvatore Rina, Gancemi Salvatore perché era prima Salvatore Rina. Cioè quelli rimasti, fra virgolette, fedele alla volontà di Rina siamo rimasti io, Giuseppe Graviano. Erano capi mandamento questi? Sì, anche se poi un capo provincia che era Messina Matto Denaro, Leogo Bagarella con il mandamento di Corleone e qualche altro soggetto che in questo momento non mi ricordo. Tutti gli altri, chi per un motivo che per un altro, si sono un po' dissociati. A un dato punto avviene una riunione nelle campagne di Belmonte Menzagno, dove sono io, Leoluca Pagarella e Bernardo Provenzano.
dato punto si affronta l'argomento sì di andare avanti. Quando la colloca questa riunione lei? Prima dell'arresto di Gioè. Negli atti c'è quando fu arrestato, perché non me lo ricordo in questo momento. Comunque prima dell'arresto di Gioè Antonino. Di Gioè Antonino. Vi spiego subito perché. Cosa avvenne in questa riunione? Che in quella circostanza si venne che si doveva continuare nell'ala stagista. Provenzano in quella circostanza, pur prendendo atto la volontà di Leoluca Bagarella, mia e di altri che rappresentavamo, di continuare affinché lo Stato tornasse a trattare, detto in maniera molto chiara. Anche Provenzano e Bagarella sapevano della trattativa? Sì, io parlavo con persone che conoscevano i fatti. Solo in quella circostanza i due corleonesi si sono separati. Uno era per la fra virgolette moderata, l'altro era per andare avanti. Provenzano dice ci lascio liberi, ci fate quello che voleva, anche perché non ci poteva impedire di... In una posizione perfetto. Un po' intermedia. E Bagarella, lui dice io cosa dico agli altri uomini d'onore, cioè agli uomini, agli altri comandamenti a lui più vicino. E Bagarella gli ha detto ci prendi un cartellone, in maniera provocatoria, ci prendi un cartellone e ti scrive io non so nulla di quello che sta avvenendo. Vabbè, quindi prevalse l'idea di andare avanti. Perfetto. Come? E si cambiò da quegli atti dimostrativi di atti più eclatanti, quindi quelli Cioè di far esplodere sì, veramente sì. l'esplosivo, non di collocarlo e poi avvertire. Precisamente. E questa riunione, dopo questa riunione, poi avvenne quella riunione a Casa Basile, dove c'era Leoluca Bagarella, c'era Giuseppe Graviano, Messia Matteo Denaro, c'ero io. In quale momento si individuano i potenziali obiettivi? Ora volevo... Ci arriva lei, continui pure il discorso. Non ci stavo quasi arrivando. Quindi si stabilisce il da farsi. Nel frattempo viene arrestato Gioè Antonino, e tramite i familiari mi fa sapere che l'attentato nei confronti di Maurizio Costanzo, che era programmato, risultava nelle intercettazioni ambientali in via Oghetti, dove lui aveva questo suo rifugio, e tutta un'altra serie di circostanze. Quindi mandava a dire di frenare, stare fermi. Io di questa circostanza dico a Leoluca Bagarella, dico momentaneamente fermiamoci perché vediamo quali che sono gli sviluppi delle indagini, anche perché se continuiamo ci scriviamo mafia, non c'era bisogno di... Diamo l'etichetta. Sì, non c'era bisogno perché già erano nelle intercettazioni, a prescindere da qualunque altra fonte investigativa, dove mi rendo conto che c'erano più di una, ma là era palese. E lei di questo attentato a Costanzo cosa sapeva? Che si doveva commettere, c'erano più possibilità. Lei ha detto che, ecco, in che misura se vi aveva partecipato lei all'attentato a Costanzo? No, io non vi ero partecipato, però mi ero reso disponibile. Si era reso disponibile? Sì, prima della... L'esplosivo ha messo a disposizione? No, in quel momento ancora no. Quindi siete a quest'idea di fermarvi per non dare l'etichetta di mafia all'altro. Perfetto. Leoluca Bagarella interpreta questa mia esternazione come un segno di debolezza e da quel momento in poi mi tiene un po' disparte da quello che era stava succedendo, cioè quello che si doveva fare. Quindi non comunica al Messina Matteo Denaro, non comunica a Giuseppe Graviano questa mia volontà, l'ho saputo successivamente, e vanno avanti. Tant'è vero che quando succede, credo che il primo attentato fu a Maurizio Costanzo, subito i TG indicavano me come uno degli esecutori o dei mandanti, in quanto già risultava nell'ambientale, cioè parlando di Gesù si parlava automaticamente di me, chi gli addetti ai lavori. Finito, io per un periodo di tempo con Leoluca Bagarella ci teniamo a distanza. Ci ritroviamo con
con Leoluca Bagarella, con Giuseppe Graviano e con Messina Matteo Denaro, prima dell'attentato a Salvatore Contorno. Quindi praticamente lei tutti gli attentati di Roma, Milano, Firenze, Sono fuori, so chi li sta facendo, non so chi li sta facendo, so chi è la matrice, so quale motivo. cioè a distanza, ma li seguiva, Sì, lo sì. riferiva. Chi è che viene parlato? E me li facevano leggere in televisione, signor Presidente. No, la televisione lascia stare. No, il All'interno linguaggio di Cosa purtroppo... Nostra, cosa ha saputo in ordine a questi attentati? In quel momento li apprendevo, sapevo del progetto, non sapevo quali erano gli obiettivi scelti, come l'avevano Era un scelti. po' emarginato e gliene parlavano mai. Perfetto, perché gli avevo detto fermiamoci. Aveva Interpretato... creato una certa diffidenza. Perfetto. No, aspettavamo sviluppi di queste inchieste che avevano i magistrati per vedere quello che erano le circostanze. Invece lui ha preferito invece andare... Quindi lei si riavvicina all'idea, al disegno stragista in prossimità dell'attentato a Contorno. Precisamente. Come avviene questo? Vengo convocato da parte di Leoluca Bagarella in un villino a Misilmeri, in un villino di campagna. Di chi era questo video? Il proprietario non lo so, comunque erano le disponibilità di Pierucciolo Bianco. Non conosco bene io quel territorio, comunque mi sono recato in questo, c'era un Oliveto, c'erano più persone, però le persone che poi in cui siamo messi a discutere erano Leoluca Bagarella, Messina Matteo Denaro e Giuseppe Graviano. C'era pure il fratello Filippo, però al momento della discussione eravamo noi 4. Lei ci fu una sorta di rimpatriata, per dire io ne ero contrario a quello che stava avvenendo e avevo chiesto semplicemente di attendere un pochettino. A quel punto gli ho detto io, figuriamoci se io voglio criticare o voglio mettere in difficoltà quello che state facendo, io semplicemente un momento di riflessione e poi si vedeva. E allora hanno spiegato che invece volevano andare avanti perché ritenevano giusto così. In quelle circostanze mi hanno chiesto se potevo offrire dell'esplosivo o dell'altro materiale e io in quelle circostanze ho fornito dell'esplosivo gelatina che è stato adoperato per Salvatore Contorno, che dice che poi non è esploso, e dei detonatori elettrici. Senta, e a quel punto, riammesso in qualche modo, tra virgolette, Sì, no? perfetto. Nelle decisioni del GOTA di Cosa Nostra, ha saputo qualcosa in retrospettiva di quando è avvenuto con le stragi a Firenze? Gliel'hanno raccontato? Come era andato? Poi successivamente, ora i tempi sono passati 15 anni, mi ricordo che poi dopo l'ultimo attentato non si è fatto più niente. In quel momento io avevo difficoltà ad incontrare Giuseppe Graviano, tutto quello che io facevo lo mediavo tramite Leoluca Bagarella, quindi non avevo un rapporto diretto con... Perché aveva difficoltà a incontrare Graviano? Ma lì per lì io non l'avevo capito, lo scopro dopo che tra Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano era una sorta di malumori e Giuseppe Graviano aveva fatto un passo indietro senza volere attuare un altro conflitto all'interno di Cosa Nostra, in particolar modo con Leoluca Bagarella. Le ragioni di questi contrasti, di questi malumori? Di natura economica, Natura economica. che era del Bagarella a un dato punto si avvicina... Entrava anche il residence che era... in sostanza lui aveva preso le difese di Tullio Cannella contro... quello gestito, il residence gestito da perfetto. Tullio Cannella. Contro i fratelli Graviano, quando lui dicevano che invece dovevano avere dei soldi. Questo me l'ho spiegato successivamente Messina Matteo Denaro dopo. Aveva protetto Tullio Cannella? Sì, e loro questo fatto l'avevano preso l'avevano preso male. Ok. Va bene. E cosa seppe? Se seppe qualcosa delle stragi? Chi le aveva fatte? Come erano avvenute? Quindi succede che ho difficoltà, quindi non so come sono avvenuti i fatti. Viene arrestato, prima vengono arrestati i fratelli Graviano, poi viene arrestato Leoluca Bagarella e io dopodiché finalmente prendo contatto con Messina Matteo Denaro e ripercorriamo quello che stiamo facendo qua in maniera molto sintetica
E io avevo criticato l'operato degli attentati, tant'è vero che Messina Matteo Denaro successivamente avevo saputo che per queste critiche mi voleva eliminare, però poi chiarito anche con lui l'equivoco, nel senso che io non è che volevo criticare l'operato, ma in quel momento per quale motivo, se non hai una base concreta con cui avere a che fare, tu vai avanti in questo modo, un po' alla cieca. E allora gli spiego, ma a che punto siamo? Pensando che c'era qualche aggancio, lui mi dice niente. Gli chiedo pure, ma come hai scelto questi obiettivi da colpire? E lui mi risponde con un Deprian. Questo era uno dei punti principali della calunnia all'inizio della mia collaborazione. Ora, siccome Messina Matteo Denaro non è laureato in storia dell'arte, però è una persona competente della materia, in quanto lui, padre, conosce quello che significano opere d'arte, quello che sono questi patrimoni artistici, quindi conosce benissimo la materia. Stiamo parlando con una persona competente e sa dove mettere le mani. E quando lui mi dice li ho scelti da onde piane, non avevo bisogno di andare a chiedere a chi te l'ha consigliato, perché sapevo che lui era competente della materia, quindi era una persona che sapeva dove metteva le mani. Quindi lei ha pensato che l'individuazione degli obiettivi fosse stata proprio opera di Matteo Messina Denaro? Sì, me l'ha detto in maniera molto chiara. Io le ho chiesto come avete scelto. I Deprian li abbiamo individuati. Chiedo scusa? Ha detto abbiamo preso i Deprian e li abbiamo individuati. Io domanda secca, dico come li hai scelti? Come ci sei arrivato? Dice li ho studiati in un Deprian, una guida. Una guida turistica, un Deprian. Ah, l'ho detto semplice, quindi non c'è bisogno. Come aveva trasmesso l'indicazione agli esecutori materiali? Le disse chi erano stati gli esecutori materiali? No, esecutori materiali non li ho scelti, però sapevo che erano uomini in quel momento erano le uniche persone, erano Brancaccio e qualcuno di Messina Matteo Denaro. Non so quante persone avevo vicino, ma fondamentalmente in quel momento storico sia la situazione economica sia quella militare, personale, e la forza era Brancaccio. Cos'altro le ha confidato, le ha rivelato sulle stragi Messina Denaro? Niente, che in quel momento, dopo aver fatto tutto questo, scusi l'espressione, Confusione, via. Chiamiamola così. Tutto questo bel bandanam, dice non abbiamo fatto niente, si sperava che qualcuno potesse tornare a trattare con Totorrina. Nello specifico, vuole essere un po' più preciso, fece capire Matteo che l'obiettivo che avevano di mira di piegare lo Stato per quello che era sempre l'originale, cioè quello non era stato raggiunto? No, non era stato raggiunto. Perché glielo spiegò? Perché non si era fatto vivo nessuno, quindi la cosa si era arenata già nel 92. All'inizio sì, però. No? All'inizio. Sotto gestione Rina. Sì, però, signor Presidente, si è arenata dopo la strage del dottor Borsellino. Da quel momento in poi è stato tagliato ogni contatto. Ah, quindi addirittura dopo la strage di Borsellino. Il primo a dire che si era interrotto ogni cosa e che erano i soldi è stato proprio Salvatore Rina. Successivamente io insistevo come andavano le cose e mi dicevo che non c'era nessuno. Io prima di scoprire. Allora, scusi, la decisione di passare alle stragi rispetto a questa interruzione delle trattative ad opera dell'altro contraente, diciamo. Perfetto. C'è un nesso? Cioè, porta avanti le stragi nonostante che si sono ritirati dalle trattative, e la speranza aveva una funzione portare avanti le stragi. La speranza era quella di fare tornare lo Stato o chi per esso a trattare con Cosa Nostra per ottenere quei benefici dati nel 92. Quindi pigiare sull'acceleratore, amplificare sempre di più l'azione stragista per dare il segnale di essere forti in sostanza, e determinati. Sì, determinati di andare avanti continuamente. Ci fu una tra virgolette tentata strage, quella dell'Olimpico, fatta proprio nel 94. Lei sa qualcosa di specifico? Perché si intendeva fare una strage che fosse, se riusciva, ancora più eclatante, più sanguinaria, perché bisognava ammazzare dei carabinieri, stando a quello che altri collaboranti hanno detto. Ecco, lei ha da dire qualcosa, le hanno riferito qualcosa in relazione
a questa decisione specifica che diciamo interviene mesi e mesi dopo rispetto all'ultima strage, quella di Milano e Roma. Come mai? Ecco, si riprende il progetto stragista anche amplificandolo e rendendolo ancora più cruento nel gennaio del 94. Io di questa strage apprendo pochissime parole proprio da Gaspare Spatuzza, poi le riferisco al dottor Chielazzi. Il dottor Chielazzi credo da lì in poi sviluppa quello che era stato poi l'obiettivo mancato. Lì per lì io lì per lì non sapendo, quindi non gli ho dato nessuna interpretazione. Strada facendo mi sono reso conto qual era il finale di questa mancata strage. Però ripeto, io sono fermo alle parole di Messina Matteo Denaro per quanto riguarda questo aspetto delle stragi e di quello che era avvenuto. Un mese prima che io venissi tratto in arresto, un mese, 20 giorni, un mese e mezzo prima, tornando al 92, senza ancora aver letto né giornali né questo né quell'altro, io conoscendo fatti e misfatti di Cosa Nostra, la persona più vicino a Salvatore Rina con cui si consigliava e si confidava era Nino Cinà. E io gli chiedo: Nino, ma a che punto siamo? E lui mi apre le braccia e mi dice: siamo niente, a mare, non c'è niente, non abbiamo niente. Però aspettavamo come si dice, di rinforzarsi, perché nel frattempo gli arresti, lo Stato aveva reagito in maniera molto forte. L'arresto di Rina ha bloccato quello che era stato, che se da un lato è successo quello che è successo, dobbiamo dire che l'arresto di Rina ha bloccato tante altre stragi, magistrati, politici, quello che era il programma iniziale. No, dico, è giusto che... Bloccato, forestato nel gennaio 93, sì, però... le stragi si sono susseguite. Sì, ma si è spostato l'obiettivo. Il progetto iniziale, quello di Salvatore Rina, c'erano altri politici, qualche altro magistrato, e quindi è stato bloccato. Questo dobbiamo... Se non veniva arrestato ce ne sarebbe stati. Sì, purtroppo devo dire che per fortuna, a distanza di 15 anni, devo dire che per fortuna è stato arrestato e si è messo fine a tutta un'altra serie di attentati che dovevano essere commessi. Il ruolo di Sinacoli, lei ha detto che insomma, a un certo punto, no? Quindi il mio incontro con Nino Cinà, senza fare riferimento, ma anche se implicitamente rientrava nel contesto, io chiedo a Nino Cinà a che punto siamo, e anche lui mi abbraccia, mi disarmato, e mi dice: non abbiamo nulla. Aspettavamo con Nino Cinà in maniera molto sintetica di rinforzarci, che nel frattempo erano stati arrestati un sacco di persone, quindi la Cosa Nostra era molto indebolita, di riprenderci un pochettino per poi rivedere e riprendere il da farsi, sempre con quello scopo di fare andare qualcuno da Torrina a trattare. Lei quindi l'ultimo incontro l'ha avuto, non so se è l'ultimo, quello di cui ha sul parlato, tema sì. con Matteo Messina Denaro. No, penultimo. L'ultimo incontro con Nino Cinà a Palermo, in un villino di un suo amico. Mi c'ero incontrato per tutta una circostanza, anche per un problema mio fisico, in quanto lui medico mi aveva prescritto pure una ricetta. All'occasione abbiamo affrontato l'argomento. Non c'era bisogno ogni volta, signor Presidente, di ripercorrere tutta la storia, qui la sapevamo entrambi, anche se lui aveva una fonte diversa, però bene o male sapevamo. E abbiamo pure criticato che Provenzano non sarebbe stato, quando noi avremmo l'indomani deciso di continuare, Provenzano non sarebbe stato dalla nostra parte, ma siccome io ero forte da un messaggio che Salvatore Rina mi aveva mandato attraverso il figlio di andare avanti, quindi tranquillo che appena ne avevo la possibilità avrei, io ed altri, non da solo, io ed altri avremmo continuato. Per fortuna sono stato tratto in arresto. Tornando un attimo indietro al resoconto, confidenze, insomma, che il racconto che fece Messina Denaro sulle stragi, le parlò di Scarano, di un certo Scarano?
Sì, mi parlò in quel momento Scarano era stato tratto in arresto, che si sentiva in colpa in quanto Come lo l'avevo... qualificò, come lo rappresentò Messina Denaro, questo Scarano? Che Un amico suo l'aveva coinvolto in queste stragi che non glielo portava nessuno, Che abitava dove? a Roma, Abitava a Roma. e che era la base di dove poi hanno commesso gli attentati. Senta, venendo, e ci arriviamo anche alla fine, al ruolo, l'eventuale ruolo di Tagliavia, se un ruolo l'ha avuto, lei cosa può dire? Non lo so dire nulla. Non è in grado di dire nulla. Senta, ha sentito fare i nomi di Lonigro, di Barranca, No, signor Presidente. Giuliano, li conosce questi soggetti? Lonigro Sento sì. parlare di una batteria di fuoco del mandamento di Brancaccio, ex Ciaculli. Lonigro sì per un'altra circostanza, ma per questi fatti no. Sapevo che c'era Brancaccio, però non sapevo chi erano gli esecutori materiali. Sapevo di Antonino Mangano, che era dopo l'arresto dei fratelli Graviano, aveva preso questo ruolo, e quindi anche sapevo che lui aveva partecipato anche a qualche cosa, però nel dettaglio non ci sono mai scesi, signor Presidente. Okay. Va bene, vediamo se le parti hanno da fare domande. Sono opposizioni, chiederemmo che la Corte acquisisse il verbale delle dichiarazioni dibattimentali rese da Brusca nel procedimento a suo capo. Va bene, riceviamo questa sollecitazione, ci pensiamo, possiamo anche congedare per questa acquisizione, dopo che abbiamo congedato il test possiamo rifletterci sulla utilità e rilevanza di questo materiale. Le parti civili hanno domande da fare? Presidente, Avvocato Ferrara, grazie. Parte civile Stefanini. Buongiorno signor Brusca. Buongiorno. Le volevo chiedere questo, da quello che lei ha detto, diciamo da quello che risulta dagli atti, le volevo chiedere se prima del 92 le strategie di Cosa Nostra erano mirate in maniera totalmente diversa a quelle dopo il 92 oppure erano comunque strategie comuni a episodi e a persone come è successo dal 92 in poi? No, erano prevalentemente mirati a fatti materiali, però non si escludeva che ci poteva capitare pure qualche soggetto umano. Sì, quindi obiettivi personali e a fatti materiali. Sì, ma erano l'obiettivo principale materiale, poi le conseguenze non erano previste. Mentre invece quindi dal 92 in poi inizia questa strategia prima di avvertimenti e poi di attentati a obiettivi cosiddetti sensibili. Chiedo scusa, avevo capito la domanda un po' diversa. Cioè, Sì. prima erano obiettivi umani, cioè Sì, esatto, sì, questo le volevo chiedere. Sì, che avevo capito male. Sì, sì. Successivamente la strategia era dettata però con qualche conseguenza, come poi è successo. Sì, però diciamo riguardava obiettivi sensibili, come lei ha detto, in particolare città d'arte o comunque altri simboli dello Stato. Sì, tutte le robe che riguardavano lo Stato, Ecco. di una certa rilevanza che poteva attirare l'attenzione del mondo. Dunque, lei mi sembra ha detto che questa strategia è iniziata nel 92 e che comunque era mirata quindi a dei contatti che sarebbero stati aperti con lo Stato o con apparati dello Stato per ridurre o comunque per ottenere dei vantaggi sul 41 bis? Non ha detto proprio così, perché è stato sollecitato da me. Lui capovolge un pochino quello che avevamo appreso fino a questo momento e dice il maxi processo come elemento di tradimento, posso capire, di rivalsa nei confronti di una condanna che metteva in difficoltà. Non tradimento, di ottenere, come so dire, fino a quel momento tutti gli altri processi erano stati, fra virgolette, aggiustati, quindi con risultati Che significa aggiustati? Signor Presidente, nel senso che era stata avvicinata la Corte, i giudici popolari, con interventi esterni, politici. Questo come lo sa lei?
in qualche cosa ho intervenuto e quindi conosco fatti e misfatti di quello che avveniva dietro le quinte. Ma, allora, era venuto meno questo appoggio giudiziario, diciamo così, Esatto. dello Stato, delle istituzioni che interferivano e pilotavano secondo i gradimenti di Cosa Nostra. Quindi Questo è venuto quello meno che questo emerge. contatto con le istituzioni o comunque con gli apparati giudicanti, si è cercato un contatto a livello più alto praticamente, mi sembra di capire, no? Cioè, fino a quando tutti i tentativi di varia natura hanno portato alla sentenza definitiva del Marchesi 1, perché ci sono stati tanti tentativi di qualsiasi natura e modo, andati tutti a vuoto, l'unico era che quello che aveva consegnato l'ergastolo a tante persone per il cosiddetto Marchesi 1, inizialmente vengono ammesse le vendette e poi quando arriva questa apertura, questa offerta, da lì si cambia che ci potrebbe essere un'apertura per ottenere quello che si era sempre voluto, la revisione del Marchesi processo. Strada facendo poi è avvenuto anche il 41 bis, quindi la durezza, il regime, tutto quello che poi si è aggiunto strada facendo. E tutto questo sarebbe stato riversato in quel papello di cui ha parlato lei. Inizialmente non c'era nel papello, signor Presidente, inizialmente nel papello c'era di applicazione, io sintetizzo, di applicare, togliere il gas e applicare la legge Gozzini, che è stata scritta poi per ottenere benefici carcerari, tutto quello che poi prevede la normativa. E poi è stata facendo, visto la reazione dello Stato, Qual era stata? quella di prelevare tutti i detenuti dei carceri del Lucciardone e portarli nei vari Pianosa e l'Asinata, a cui c'era pure mio padre, e quindi sono cominciati a venire, sono arrivati questi sollecitamenti a fare qualche cosa affinché si ammorbidisse prevalentemente il trattamento e poi tutto il resto. Per esprimermi, nel 94, quando io ho un contatto con Dell'Utri tramite Vittorio Mangano, per non mettere tra virgolette in difficoltà, gli chiedo momentaneamente, non interessa eliminare il 41 ma svuotarlo in maniera di ottenere benefici e i comportamenti tra virgolette umani. Nel 94 contatta del... Sì, io tramite Vittorio Mangano Ti contatto... rappresentò lei da solo oppure c'era qualcuno? No, con Luca Bagarella. E cosa gli rappresentaste? Li abbiamo rappresentato in quella circostanza che la sinistra, tra virgolette, del governo da allora sapeva e che da lì in poi avremmo voluto qualche beneficio. Piano piano capivamo che non potevamo darci, cioè si era intavolato un altro rapporto politico che fino a quel momento... Quindi Mancino non c'era più. No, Mancino in questa fase non c'è più, passiamo, tra virgolette, uno strumento politico Come si affaccia a questo nuovo canale di contatto politico che lei sta dicendo? Come viene fuori? Viene fuori che io, pur conoscendo in maniera molto sommaria le dinamiche di Cosa Nostra, un giorno leggo su Repubblica un articolo che riguardava Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri, il famoso stalliere e via dicendo. Io avevo in quel momento, Vittorio Mangano era, parliamo del 93-94, il reggente del mandamento di Portanova, lo manda a chiamare, gli dico se quello che risultava su quell'intervista risultava al vero. Lui Cosa me la... diceva l'intervista? che lui era stato estromesso, non me la ricordo, era stato estromesso per motivi giudiziari, quindi per motivi di opportunità, non per chissà quale altro motivo. Estromesso da dove, scusi? Dall'attività di fattore, che alla fine non era fattore, era un guardiano travestito da fattore. Cioè la presenza di Vittorio Mangano significava la garanzia Parliamo di la Villa di Arcore? La Villa di Arcore, sì, la Villa di Arcore. Allora lei chiese se era vero oppure no? Perfetto, mi conferma questo contatto, che lui aveva questo contatto e che poteva intervenire. Contatto con chi? Le Con, conferma? direttamente con, se lui conosceva Silvio Berlusconi, e lui mi ha detto di sì, però non direttamente, ci poteva arrivare attraverso Marcello Dell'Utri.
E quindi ebbe un incontro assieme a Bagarella con Dell'Utri e Mangano. No, io, Luca Bagarella e Vittorio Mangano. Perfetto, ora non mi ricordo, siamo nel fine 90. Lui confermò Mangano in questo incontro? Sì, si confermò, si prese le nostre indicazioni, si recò a Milano e mi disse che lo avrebbe contattato tramite un amico suo che faceva, un certo Roberto, che era addetto alle pulizie, aveva le imprese delle pulizie all'interno di Canale 5 o quei stabili di quell'ambiente. Tramite questo soggetto lui riusciva a contattare a Marcello Dell'Utri e in quel momento storico gli abbiamo mandato a dire in linea di massimo quello che ho detto, il maxi processo e tutto il resto, però questo in secondo tempo. Lì subito volevamo... Qual era l'obiettivo vostro? Lì momentaneamente pur di dire che il 41 bis rimaneva, ma svuotarlo nei contenuti a livello governativo e frenare i maltrattamenti. Successivamente poi saremmo andati avanti. Quando sarebbe avvenuto questo? Guardi, ora non glielo so dire. L'anno grosso. No, fine 93, inizio 94, là siamo. Prima o dopo Contorno? No, dopo Contorno. Dopo Contorno. Ora non mi ripeto, signor Presidente, però i fatti sono Le do accavallati. un punto di riferimento che... Però non sono in condizione di poterlo, mi ricordo il fatto, però non sono in condizione di poterlo affermare 100%. E ancora per chiarire, ritornando a metà 92, inizio 93, lei ha parlato dell'onorevole Mancino, in particolare come ha saputo di questo, diciamo, presunto contatto o comunque da chi l'ha saputo? Da Totorrina. Da Totorrina. E Totorrina cosa le disse in particolare su questo contatto? Che gli era... L'avvocato l'ha detto. Sì, no. Non gli facciamo ripetere, l'ha detto. Sì, no, ma se ce lo ripete magari forse... Vabbè, non ad è, abbondanza. io quanto facciamo? Possiamo ripetere? No, per carità. E ancora Presidente, se consente, il signor Brusca ha parlato in termini elogiativi, come non poteva essere diversamente, del compianto dottor Chelazzi, che tutti noi ricordiamo con affetto. E volevo chiedere se nell'ambito delle deposizioni rese davanti al dottor Chelazzi, che è stato credo il primo o fra i primi magistrati a comprendere il suo vero pentimento, si è parlato in particolare di questi rapporti fra Cosa Nostra e apparati dello Stato, anche perché da informazioni recenti di stampa sembra che da quegli atti manchino 4 pagine abbastanza interessanti. Guardi, io... Mancano? Sembra. Mancano 4 pagine. Dei verbali di Chelazzi c'è una pagina 1 e la pagina 6. Non so di quale ora esattamente, però... non mettete la No, comunque se sa qualcosa nell'ambito, Presidente, se sa qualcosa nell'ambito ora non su questo particolare, ovviamente che lui non può sapere perché sarebbe successo dopo evidentemente, ma sul fatto che nelle sue deposizioni con Chelazzi se si è parlato in particolare di questi apparati dello Stato e in particolare se si è parlato di qualcuno oltre di Mancino. Possiamo anche retroagire all'epoca, però a noi ci interessa cosa ci dice oggi, quindi se Sì, ne parlava anche oggi, questa è la forza. se ce lo dice oggi, ricordandosi di quello contatti che tra l'apparati dello Stato e la mafia di cui lei già avrebbe parlato al dottor Chelazzi a suo tempo, quando cominciò la sua collaborazione. Ma io con il dottor Chelazzi, sempre nell'ambito della legalità e di tutto quello che è, sempre a microfono aperto, ora non so se risultano o non risultano, oltre a raccontare i fatti, senza offesa per nessuno, era l'unico che veniva a chiedere consigli, una sorta di consulenza, si facevano ragionamenti, quindi voleva capire, non si fermava solo al racconto. Quindi ipotesi e non fatti, tra le ipotesi era anche questo. Perfetto, veniva e ci sedevamo e si apriva il microfono e lui voleva capire. E io spiegavo quello che erano le mie conoscenze e come si poteva arrivare a questo fatto. Poi tu lui tirava le conclusioni, non mi diceva mai quali erano gli obiettivi che lui si prefissava. Attualizzandolo un pochino perché altrimenti ci perdiamo nel fumo un po' delle ipotesi. Lei è a corrente di collegamenti con apparati dello Stato più o meno deviati
e la mafia per le azioni stragiste che ci interessano? Signor Presidente, Lo sapeva allora, lo saprebbe no, anche adesso? lo so ora perché, come ho detto prima, trovandomi a Palermo, come ho detto, non voglio spostarmi di una virgola, trovandomi a Palermo a Luciardone leggevo Repubblica e ho scoperto chi erano i mediatori tra Rina e lo Stato. Non so dire altro. Grazie Presidente. Repubblica, non possiamo fare il processo con Repubblica. Grazie. Buongiorno avvocato Ammannato, difensore parte civile dell'Associazione dei Familiari. Buongiorno Brusca. Buongiorno. Lei si ricorda che dopo il dibattimento a Firenze ebbe 3 interrogatori qui a Firenze col dottor Chelazzi? Sì, però guardi, io grazie l'ho avuto a Firenze, ma l'ho avuto anche in altre sedi, ma ne ho avuto tanti. No, parlo con la procura di Firenze. Sì. Si ricorda in particolare se è stato interrogato il 21 giugno 2001, il 30 agosto 2001, in cui si ricorda che era entrata in vigore una nuova legge, che il dottor Chelazzi glielo disse. Sì, ma senza No, offesa. se può dire alla Corte. Sì, ma Don Chelazzi, guardi, senza offesa, ripeto, per nessuno, mi elencava ogni volta quelle che erano le mie regole, quindi... Appunto, si ricorda che gli disse era entrata in vigore una legge su collaboratori di giustizia? Sì. Ecco, se può dirlo per favore alla Corte. Sì, ma non me l'ha detto lui, me l'ha detto il procuratore Grasso, me l'hanno detto un po' tutti. Certo, ma quindi anche in questi interrogatori del giugno del 2001. Senta, sempre in quella sede, lei si ricorda sempre a proposito del suo dialogo con Reina nel giugno 1992, com'era lo stato d'animo di Reina? Lo può dire alla Corte? Penso di posso ripetere, averlo detto. Cosa significa lo stato d'animo? Proprio in quell'interrogatorio, il primo del 21 giugno 2001, usò un'espressione, io infatti se non se lo ricorda glielo ricordo io, un'espressione molto efficace. Sullo stato d'animo non le ammetto la domanda, e così facciamo prima. Si ricorda che suscettibile di disse, valutazioni soggettive al massimo livello. si ricorda che disse che è un fatto particolare, non lo stato d'animo di Brusca, Presidente, lo stato d'animo di Reina a cui lui era testimone presente. Ma sarebbe stato meglio lo perché stato in quella d'animo suo. sede disse: non so come descrivervi lo stato d'animo di Reina, lui mi parlava di questi fatti, l'euforia come lui si trovava. Avvocato Ammannato, la prego. Vorrei dire, avvocato, scusi, si sentiva il vuol Presidente dire della per il Repubblica. contraddittorio, articolo 111, cosa sta leggendo? Sto leggendo Ce lo deve dire, l'interrogatorio. avvocato, perché è una contestazione. Infatti, quindi ci dica cosa legge. Da sto dove dice questa leggendo cosa e poi l'interrogatorio in data 21 giugno 2001 reso alla Procura della Repubblica di Firenze. Allora può dirglielo a mo' di contestazione cosa Se lo ricordava chiaramente era meglio, se no a mo' di contestazione vi dico che in quella sede disse espressamente: in quel momento Reina, lo vorrei dire, si sentiva il Presidente della Repubblica, cioè quando uno ha tutto nelle mani. Può confermare questa dichiarazione? Penso di averlo detto, forse in maniera così, non così enfatico, ma penso di averlo detto. Cioè, dalle due opportunità che gli sono arrivate, la prima era diffidente, la seconda era allora ricordiamo più c'era contento, era soddisfatto, quindi affidava, cioè, ci credeva in quello che gli era stato proposto. Poi successivamente, e siccome lei in quella sede appunto fece anche il nome di questo mandante di questa proposta fatta a Reina, si ricorda se lei ha riferito come fatto, sempre come fatto, un riscontro a queste dichiarazioni? No, riscontri sono che... Si ricorda di un riscontro che ebbe verso il Natale del 1992? No, non ho avuto nessun A riscontro. proposito di un verbale che gli fu mostrato? Io cerco di ricordarglielo, se no poi devo leggere il passo. Vabbè, non me lo dica ricordo. lei perché veramente Ecco, di una allora violenza, poi siamo a pagina trascorso. 27 e 29 sempre del verbale del 21 giugno 2001, in cui il dottor Chelazzi gli chiedeva se ha altri riscontri a questa affermazione appunto che l'onorevole Mancino, ministro dell'Interno, aveva fatto questa proposta, riferisce che c'era
in via Tommaso Natale, quindi prima del Natale, era il 23 o 24 dicembre 1992, il biondino gli portò una carpetta in cui c'era l'interrogatorio reso appena da Mutolo, che si era appena pentito nel 92. Ecco, può andare avanti lei se si ricorda questo Sì, particolare? sì, lo ricordo benissimo. Ecco, può dirlo alla Corte. Sì. Eravamo, ripeto, era passato Natale, c'era un incontro con Vincenzo Sinacori, che lo voleva incontrare pure per altri motivi. Perché ecco, si dovevano commettere gli omicidi per conto di Cosa Nostra su Torino. Presidente, purtroppo è così. Se potessi tornare indietro. Nell'attesa, Biondino, eravamo in questa stanza a Tommaso Natale, da sopra un armadietto tira una carpetta con 3-4 fogli e criticava, commentava le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, dicendo che quando il bugiardo dice la verità non è mai creduto. Il riferimento era al dottor Borsellino, che si era incontrato con l'onorevole Mancino e che si era acceso 2 sigarette o cose del genere. Questo in sostanza è quello che l'avvocato, se non ricordo male. Esatto. Stava scritto, scusi, non ho capito io, non so se fosse... Manco il resto della Corte ha capito, quindi vuole essere più esplicito. Perché era un riscontro? Cos'era un riscontro? Gaspare Mutolo aveva cominciato a collaborare. Sì. E aveva detto che aveva incontrato il dottor Borsellino in un interrogatorio, dopodiché era stato questo interrogatorio interrotto. Al ritorno dal nervosismo aveva acceso 2 sigarette, una dietro l'altra. Il dottor Borsellino, sì. Perché si aveva incontrato con personalità, tra cui l'onorevole Mancino e altri soggetti. Cioè il dottor Borsellino dichiarò a Mutolo, che era l'interrogato. Perfetto, stava interrogando il Gaspare Mutolo, a un dato punto a interrompere l'interrogatorio, se ne va, torna ed dice che lo trovava agitato, talmente nervoso che nel momento di accendere la sigaretta non si accorgeva che già ne aveva acceso una e ne accendeva un'altra ancora. E questo chi lo riferiva? Mutolo? Gaspare Mutolo. E io non lo sapevo. Eravamo a casa di Biondino Salvatore Corto, per la precisione. A un certo punto c'era un salottino e c'era un armadietto. Da questo armadietto allunga la mano, tira questa carpetta tipo con 3-4 fogli, e legge: quando il bugiardo dice la verità non è mai creduto. Questo era Biondino Salvatore, che è una persona molto intima a Salvatore Rina. Il riferimento era questo. Ora, il bugiardo sarebbe stato Mutolo, che però in gli spiego perché bugiardo. Perché in un processo di Cosa Nostra aveva accusato soggetti per sentito dire che non rispondevano ai fatti, come successivamente si è sviluppato. Quindi, secondo la mentalità nostra, di Cosa Nostra, ritenuto bugiardo per questo motivo, non perché aveva raccontato il falso. Va bene, un'altra domanda? Sì. Può dire chi, oltre a lei, parlando con Reina, era a conoscenza di questo fatto, chiaramente di questa proposta, di questo papello del giugno 92? Ma io, quando si parlava di questo fatto, mi sembra a 4 occhi. Supponevo, sì. Non so se con altri, tranne con Bagarella, con qualche altro in questo momento non mi ricordo. Però si ricorda che Reina le disse: di questo fatto sono a conoscenza, e li fece dei nomi. Non mi ricordo. Lo ricordi lei, facciamo prima. Sì, allora a pagina sempre 27-29 vi parla che se successivamente, in un altro incontro, se la situazione, dice, si faceva tesa, sono a conoscenza di questo fatto Biondino sa tutto, Messina Matteo Denaro e chiaramente Vincenzo Sinacori, i picciotti di Trapani, Giuseppe Graviano e Bagarella. No, se ho detto che Rina mi ha detto, ho sbagliato, che io suppongo che questi soggetti sapessero tutto, sì. La trattativa di... Sì, di tutto quello che come sapevo io, sapevano loro. Va bene, quindi fu una supposizione, diciamo. Ma forse detta in maniera involontaria. Nell'interrogatorio dice: Rina gli ha detto che se successivamente a lui, Reina, succedeva qualcosa, sanno tutto, e li fece questi 5 nomi.
Ecco, può dire alla Corte quando lei seppe personalmente, anche Rina Cosa Nostra, i primi maltrattamenti a seguito dell'applicazione il 20 luglio del 92 del 41 bis? Prima che lui venisse arrestato, tant'è vero che si erano parlati con altri soggetti di Cosa Nostra per intervenire su guardie per uccidere qualcuno, e qualcuno l'abbiamo uccisa, che è l'agente di custodia Natale Montalto. Si era pensato addirittura di andare a mettere una bomba dentro il battello che portava da Pianosa a Livorno, però tutti i fatti, grazie a Dio, che non sono stati Per quale motivo? Nell'interrogatorio lo spiego. in quel momento per frenare i maltrattamenti. Poi il fatto del 41 bis avveniva successivamente, capendo la difficoltà politica, di svuotarlo all'interno. Ecco, può dire alla Corte quanto durarono queste notizie sui maltrattamenti a Pianosa e all'Asinara? Ma il momento più intenso, dal momento del trasferimento, per circa un anno, ora non me lo ricordo con precisione. Sì, no. Comunque per un lungo periodo. Esatto, disse appunto per un anno, poi dopo un anno cominciarono a cessare i maltrattamenti. E per quanto riguarda quello che ha appena detto circa il fatto dell'incontro dopo il cosiddetto raffreddamento che lei ebbe con Pagarella, ecco, si ricorda che negli interrogatori sempre del 2001 Pagarella lo rincontra, disse dopo l'estate, cioè se si ricorda dopo questo articolo che allora disse e fu trovato, non era Repubblica, era sull'Espresso. Chiedo scusa, ha ragione lei, l'Espresso. Ed era l'Espresso del 26 settembre 93. Sì, era un settimanale. Quindi... Esatto. Quindi poi le disse che questo invio di Mangano ad Arcore avvenne tra quest'articolo dell'Espresso e un furto, ecco, se può dire lei, se se lo ricorda. Di animale, sì. Un furto di animale avvenuto a Partinico. Precisamente, sì. Ecco, che poi le fu comunicato nell'interrogatorio successivo, avvenne tra il 7 e 8 ottobre 93. Sì, confermo, perché avevo un ricordo ben preciso. Quindi diciamo, non è che poi parlò con Pagarella a Missilmeri, perché lì siamo già successivamente, diciamo, il superamento del cosiddetto raffreddamento avvenne tra questo 26 settembre e 7 ottobre 93. No, questo con avvocato, chiedo scusa, i ricordi sono passati 15 anni. No, certo, questo del spesso in riferimento a questo furto che io mi ricordo è nella fase finale di quello di l'incontro tra me, Giuseppe Graviano e quant'altro, un mese, 2 mesi prima. Ma lei questo incontro, lei ebbe un incontro anche ad Euromare oppure no? Oppure lei gli riferirono di questo incontro al villaggio Euromare? No, a Euromare ci sono andato una volta per parlare, ma siamo ancora nel... No, io parlo 93, 93 siamo, cioè dopo il raffreddamento che lei dice dall'arresto di Gioè per l'appunto dice all'articolo sull'Espresso che è collocato settembre 93. Che io mi ricordi, guardi, che io mi ricordo dopo l'arresto di Gioè, io non vorrei sbagliare, ma a Euromare non mi ci sono più recato. Infatti appunto disse lei Euromare non c'era, però questo incontro avvenne con Bagarella, se lo ricorda, tra l'articolo dell'Espresso e il furto di animali a Partinico, lo può confermare oppure no? No, guardi, l'incontro a Euromare c'era lontano da questo articolo su... Lasci perdere il conto Euromare, appunto, quando incontrò Bagarella per la prima volta dopo l'arresto di Gioè? Guardi, tutti i giorni... Perché le posso ricordare quella che ha dichiarato il 30 agosto del 2001. Tutti i giorni, però ascolti, io incontravo Bagarella, non dico tutti i giorni ma quasi, i fatti quando sono avvenuti, ho cercato di collocarli nel tempo, i fatti che riguardano questo processo, ma io con Bagarella potrei confermare che mi ci vedevo tutti i giorni, però non che tutti i giorni parlavamo sempre della stessa cosa. Però siccome prima lei, lo capisco, sono passati, ha detto che questo discorso di Mangano ad Arcore avvenne dopo Contorno, adesso Contorno è aprile 94, mentre lei in tutti e tre gli interrogatori lo colloca nell'ottobre 93, quindi molto prima di Contorno. Se vuole le posso leggere il contesto. No, ma io mi affido a quello che ho detto allora, signor avvocato, chiedo scusa, quindi...
Quindi conferma che Sì. quando appunto c'era stato il furto di animali a Partinico, le leggo testualmente, Mangano si mette in moto nell'arco di 2 o 3 giorni e quindi poi gli riferì quello che era stato detto. Sì, io guardi, allora i ricordi erano molto più freschi. Certo, no, quindi... appunto, siccome sono 11 anni fa, per questo l'ha sempre confermate queste date. Ecco, poi oggi ha detto, a domanda del Presidente, le leggo testualmente, apprendo poche parole da Gaspare Spatuzza. Ecco, può dire e riferirle, se se le ricorda, quali sono queste poche parole relative all'Olimpico? Che c'era stato un mancato attentato, ma questo già Giuseppe Gaviano arrestato, Filippo Gaviano arrestato, io gli do un appoggio per la solidarietà, che era fallito un attentato perché non aveva azionato il telecomando. Ma parlarono dello stadio olimpico? Signor Presidente, sinceramente allora avevo i ricordi più freschi, in questo momento sono Ecco, io appunto è l'interrogatorio a pagina 45-46 del 30 agosto 2001 reso al pubblico ministero di Firenze, in cui dice: Gaspare Spatuzza, a proposito dell'Olimpico, la domanda è chiara, mi dice stiamo facendo questo, avevamo preparato tutto, gli avevamo messo chiodi dentro, perni e quant'altri, e però al momento non è partito. Di questo fatto, a me Bagarella non mi dice niente, Confermo, perché sì, sono confermo. contemporaneamente aperte 2 strade, le parla, una strada vecchia finita e una strada nuova da percorrere. Se lo ricordi e può Confermo, chiarire sì. alla Corte. Se ci chiarisce adesso qual era la vecchia e qual era la nuova? No, avevamo quella, la vecchia era quella che fino ad ora abbiamo detto dell'offerta arrivata a Rina. Nel frattempo ne avevamo aperta un'altra, ma che non aveva a che vedere a titolo di mandanti con del Quindi Nutri. una curata più da Rina e un'altra curata più da Bagarella per il solo fatto che Rina era in carcere. E Rina fino a un dato punto curava quella, dopodiché tutti cercavamo qualche cosa. Rina dal carcere contava sempre, dava il suo E come mano. no, bastava un segnale per poter capire. Ma signor Presidente, no per ora. Prima di arrivare al 93, ora i ricordi allora erano molto Se più... può chiarire, perché sempre disse, sempre Sì. nell'interrogatorio, sono 2 cose, parlava di trattativa, distinte e separate, Perché è una gestione parallela, ecco, se può chiarire queste Sì, espressioni. perché dopo l'arresto di Rina, Bagarella, oltre a impiantare questi attentati al nord, aveva impiantato anche un soggetto politico cosiddetto Sicilia Libera, che è durato di Natale a Santo Stefano perché si aveva affidato a soggetti poco credibili e poco capaci, tant'è vero che è durata pochissimo. La trattativa, una richiesta di aiuto, come era nella natura di Cosa Nostra, di trovare nuovi referenti politici, perché prima era l'onorevole Lima, eliminato Lima, si comincia a cercare nuove referenti politiche per ottenere benefici. In quel momento comincia a emergere Dell'Utri, Berlusconi, quello che poi sono gli eventi. Quindi si cercò oppure si si cercò. aggancio concreto? Si prende il aggancio, almeno io ho Vittorio Mangano e io in quel momento non che mi dicevo bugie, in quel momento mi ha detto che ha incontrato il Dell'Utri e ringraziava per quello che noi gli avevamo detto, nel senso che questo strumento politico per rivolgerlo all'opposizione, o mi ricordo in quel momento se l'opposizione era Ringraziava quella. perché? Perché gli avevamo detto che la sinistra sapeva di quello che era successo nel 92-93 e dopodiché si sarebbe rimessa a disposizione per fare qualche E in cambio che davate voi? voti e in quel momento, signor Presidente, anche per capire, implicitamente c'era anche una suggezione. Nel momento in cui io faccio una richiesta a un soggetto del genere, oltre ai voti c'è anche un certo timore, quindi si mette subito a disposizione. Non è una giustificazione, ma era... Timore l'aveva il soggetto? Sì, Ho capito. Va bene. Sempre Spatuzza, sempre in questo interrogatorio a pagina 46-47, lei disse a proposito dell'Olimpico, ti facciamo pagare il conto, cioè attaccare proprio frontalmente i carabinieri senza pensarci 2 volte. Tu ci hai fino ad ora giocato, ora ti chiudiamo il conto e non ne parliamo più. Però nello stesso tempo si apre un'altra strada con altre persone. Ecco, può chiarire questo alla Corte?
L'ho detto io questo? Sì. Parti possono verificare. Se vuole, No, quel come verbale. ha detto Spatuzza non avevo capito. Brusca Giovanni, pagina. No, per carità, siccome ha detto c'è sempre Spatuzza. Avrebbe detto che questo... No, sempre quando parlava lì dell'Olimpico. Carabinieri rappresentava appunto la svolta. E per quello che io avevo letto allora, confermo ancora oggi, che in quel momento era dare un segnale ai carabinieri per dire fino ad ora, fra virgolette, grosso quanto, non so quanto, ci avete preso in giro, ma quello avevano fatto solo e semplicemente il loro lavoro, gli investigatori, come si dice, per la mancanza della promessa cosiddetta, e quindi Mancata attuazione della promessa. sì, perfetto, che si è chiuso per me dopo che i carabinieri hanno preso la pista per arrestare Rina, l'hanno troncato ogni rapporto. Quindi i carabinieri non erano scelti a caso, ma perché mancata attuazione della promessa? Come si lega alla scelta dei carabinieri come obiettivo dell'attentato? Rispondo a questo e poi gli do, cioè nel senso che in quel momento si leggeva tu carabiniere, tra virgolette, non sei stata ai patti, quindi per l'ottenzione di quella richiesta. Chi è il carabiniere che doveva stare ai patti? Quello che poi si è saputo il generale Mori. Ah, ma lei sta facendo un collage tra quello che ha saputo dopo e quello che sapeva al momento. Sì, io ho detto precisamente, quando il dottor Chielazzi più volte veniva per lui riuscire a capire, parlava a voce alta per capire quello che poteva essere il filo conduttore per arrivare a un certo argomento, quindi una sorta di consulenza, chiamiamola Le come ipotesi e poi si andavano a Perfetto. verificare. Ok, vabbè. Quindi chiudiamo il conto con il vecchio e nel frattempo se ne apriva un altro. Quindi l'attentato ai carabinieri è una chiusura del conto di tipo vendicativo con il vecchio. Precisamente. Ma dimostrava anche al nuovo che si faceva sul serio? No? Aveva doppio effetto. Vabbè, bivalente diciamo così. Diciamo, nella questo fatto, prospettazione del non è un'opinione, questo fatto del colloquio con Spatuzza lo conferma. Sì. Grazie, non ho altre domande. Avvocato Di Ippolito. Avvocato Di Ippolito, buongiorno signor Busti. Buongiorno. Il nome dell'onorevole Mancino gli è stato fatto da qualcun altro oltre che da Rina? No, io quando l'ho fatto non lo sapeva nessuno, no, completamente. Senta, può essere che gli sia stato fatto da Bagarella? No, con Bagarello successivamente si commentava quando l'onorevole Mancino si aveva fatto mettere i vetri blindati nella propria abitazione. Ecco, no, ci spieghi meglio questo particolare. Commentava Bagarella si è fatto mettere per quale ragione prendeva un particolare così abuso? Perché era, come ho detto poco fa, quello che sapevo io lo poteva sapere anche Bagarella e qualche altro. Quando l'onorevole Mancino è venuto sui giornali che si era fatto mettere o li avevano messo, non lo so, i vetri blindati presso l'abitazione, Bagarella ebbe a esternare che c'è questo cornuto, non mi ricordo le parole quelle che ha detto, gli faccio vedere io un giorno, questo era il senso. Cioè, come a dire, vetri blindati o non vetri blindati? Ti farò, se il giorno in cui ne posso ti faccio fare. Ecco, ma sia nei colloqui con Rina, lei prima appunto spiegava un po' il contenuto di questi incontri, anche il clima in cui si svolgevano e anche questi commenti di Bagarella. Dunque lei ha ricavato delle informazioni su quelle che sarebbero state le aperture istituzionali, visto che qui si parlava di Mancino, cioè sarebbero arrivati dei segnali precisi, qualche informazione precisa su questo? Poco fa ho detto che si è chiuso questo canale, qualora si fosse sempre aperto, dopo che i carabinieri hanno preso la traccia giusta per arrestare Rina. No, scusi, adesso questo lei sta andando avanti, non ha risposto alla domanda, le sto dicendo. No, non ho concluso, non ho tratto nessuna... Arrivarono, è un po' la domanda che le ho fatto già io, arrivarono dei segnali? No, signor Presidente, no. Ripetuta? No. No, che lui sappia Non arrivarono segnali. Lei prima ha fatto riferimento a Vittorio Mangano
e a Dell'Utri. Ora a me è parso di capire che a un certo punto, vediamo, dopo fallita questa trattativa di cui Riina era così entusiasta, mi sembra di capire che lei e Bagarella avete un po' tentato di riprendere le fila del discorso della trattativa dopo l'arresto di Riina. Ma veramente la premessa io non l'ho colta, che lui Va bene, mi preciso meglio, Presidente, ha ragione. Non è esatto. No, ha ragione, Presidente. Volevo dire, voi, mi riferisco a lei e a Bagarella, avete, diciamo così, convocato, prima lei ci ha spiegato, Vittorio Mangano, vero? A un certo punto nel 94 avete chiamato Vittorio Mangano. È vero che quando dice l'avvocato che avete chiamato per sondare Vittorio Mangano? Sì, l'ho chiamato personalmente io, Bene, alla presenza di Luca Bagarella. alla presenza di Luca Bagarella, e lo avete mandato a Milano. Sì, Con quale incarico? Ce lo spiega meglio l'incarico? L'ha detto. Sondare Dell'Utri, contattare Dell'Utri, l'ha detto. non posso dire più quando c'ho Può essere che l'incarico che aveva Mangano era quello di avvertire Dell'Utri? No, non gliela posso ammettere, e faccio la domanda. Allora risponde al vero o no, signor Brusca, che avevate mandato Mangano a Milano ad avvertire Berlusconi e Dell'Utri che le bombe erano state messe da Cosa Nostra e che se loro non avessero aderito alle vostre richieste avreste continuato a mettere le bombe? Sì, Cioè, mandaste con questo incarico specifico, però aggiunge qualcosa in più l'avvocato Ippolito, anche Berlusconi, di avvertire anche Berlusconi. sì, ma pensavo che avessi stato sottinteso, nel senso Dell'Utri con Berlusconi che si apprestava, o che era già presidente, ora non mi ricordo se si apprestava a diventare Presidente del Consiglio, e che era, se loro non avrebbero, questo l'ho dichiarato non oggi ma al processo del dottor Voi Dell'Utri. siete quelli che verranno Perfetto. dopo, se le Non stragi perfetto. possiamo farle continuare. Continuiamo con la E strategia. voi qual era la richiesta? Di questo, di ottenere macchisi processo, revisione, 41 bis, tutto quello che poi si è... Scusi, e poi Mangano tornò con la risposta. Sì, ho detto, si era venuto a disposizione, grazie, però poi da lì a poco Vittorio Mangano è stato arrestato, quindi... Chi è che si era messo a disposizione? Scusi. Capisca un po' meglio. La notizia che lui si è incontrato con Marcello Dell'Utri, poi si è andato oltre, questo io non ero presente e non lo posso confermare. Sì. Ma con Marcello Dell'Utri si è incontrato. E chi è che si è messo a disposizione? L'ho detto... Dell'Utri, Dell'Utri. vado a dire mi metto a disposizione e vi ringrazio, quello che sta ripetendo. E quindi diciamo, e dopo questa missione risulta ci sono altri incontri, contatti che Mangano ha avuto per vostro incarico con Dell'Utri sempre per questi tre motivi? Guardi, per quelle che sono le mie conoscenze, sì, tutto si è bloccato con l'arresto di Vittorio Mangano. Ecco. E quindi diciamo la convocazione di Mangano, chiamiamolo così, la sua missione a Milano, più o meno in che periodo lo colloca lei più esattamente? Riesce a ricordarlo? L'ho detto. Ovviamente prima dell'arresto. L'ho detto... Settembre 93 può essere? L'ho collocato, ora nel dettaglio, ma l'ho collocato in questo periodo. Seconda metà del 93, Sì. possiamo dire genericamente. Ho preso come riferimento l'articolo, ora l'ho mandato subito, signor Presidente, mi ricordo il fatto, però... Sì, diciamo, è ovvio, c'era sempre quello spunto che era stato l'articolo sull'Espresso, no? Appunto. Sì, confermo. Dopo le bombe, insomma, no? Dopo le bombe del continente. Eravamo lì, prima o dopo... Non è secondario, Non è secondario, però io sto dicendo nel ragionamento nostro eravamo... Però la domanda è un po' falsata dal fatto che lui, come ha detto, non ha avuto un ruolo di partecipazione più diretta e pregnante nelle bombe, quindi se gli facciamo come spartiacque, gli chiediamo questo, gli poniamo questo delle bombe, lui scusi Presidente, come l'uccisione di Bin Laden, tutti lo sanno quando è avvenuta, no? Vabbè, comunque, le bombe, ha detto bombe seconda... lo sa quando sono avvenute. Sì, seconda L'incontro metà con del... Mangano, la missione a Mangano, e mi domandavo se è successiva agli episodi... La data dell'articolo sull'Espresso mi pare che è stata riferita, quindi... No, ma voleva allora che lo mi dice, confermassi. dopo Sì. la data 26 settembre possiamo ricavare grosso modo lo spazio temporale. Sì.
Bene, grazie. Non ho altre domande, Presidente. Altri Sì, Avvocato Valle. Ecco, Avvocato Valle, una domanda. Buongiorno signor Brusca. Buongiorno. Senta signor Brusca, ci può specificare, è stato un po' generico quando ha parlato della sinistra che sapeva che dovevate inviare questo messaggio a Berlusconi. Ci può specificare cosa intende per sinistra? Grazie. Sinistra in senso lato che in quel momento il governo che stava governando nel 92-93 era in carica a sinistra, quindi non mi riferisco al Partito Comunista, in quel momento era con la Mancino, quindi la sinistra DC, quindi governo di sinistra, fra virgolette. dice, lui era di un governo di centrosinistra, Mancino, quindi Mancino da quello che lui riferisce sapeva, e questo mi pare la risposta in sintesi. Poi un'altra domanda, lei prima ha risposto a una domanda del Presidente dicendo che l'obiettivo non era stato raggiunto, con questo si riferiva quindi agli attentati che erano stati eseguiti fino a quel momento? Ci sono stati gli attentati per la vendetta e poi gli attentati per costringere a tornare a trattare. L'obiettivo che è quello che mi risulta, non saremmo qua. Bene, però poi lei ha anche aggiunto appunto che la speranza, no, riferito, se ho ben capito, all'attentato, all'incarico che lei e Bagarella poi, quindi come Cosa Nostra, volevate dare a Vittorio Mangano di riferire a Berlusconi, lei disse la speranza era di far tornare lo Stato a trattare. Ha detto così, no? Sì, di contattare un soggetto politico per esercitare quello che avevamo fatto fino con 92 con l'onorevole Lima. Ecco, quindi ci può specificare come lo Stato trattò nel 92 fino a quando e quando interruppe questa trattativa? Grazie. Trattato, signor Presidente, con l'onorevole Lima si chiedevano chiamati favori, accomodamenti, era stato sempre disponibile per Cosa Nostra. E quindi se lo vogliamo anche trattare, lo chiamiamolo trattare. Era un politico che per quando ci chiedeva qualche cortesia si metteva a disposizione e ci aiutava dove poteva. Ed è stato ucciso. Lo Stato fa riferimento agli apparati istituzionali o alla filiera politica? Signor Presidente, per essere chiari, fino a quando io non leggo nel 96 che di mezzo ci sono i carabinieri, per me il contatto rimane politico prevalentemente, ma non escludo altre nature, per quello che era stato fino al 92, sino all'omicidio. Politici locali e nazionali? Locali con riferimento nazionale. Riferimento nazionale. Va bene. Chi era, scusi, il riferimento nazionale? Dei politici? Sì. Questa è la storia di Cosa Nostra. Se ce lo può dire. Cioè, Se ce lo può vediamo dire. la domanda. Sì, abbiamo parlato di politici, quindi a livello locale devo presumere Lima? Lima, tanto per a livello nazionale l'onorevole Andreotti. Grazie. Va bene, allora, mi pare che la parte che abbiamo finito. Avvocato, Presidente, grazie. Chiedo il permesso di rimanere seduto. Sì, certo. Grazie, signor Presidente. Avvocato Cianferoni, difesa Tagliavia. Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno. Dunque, su di lei chiedo, oggi si trova in esecuzione pena? Sì. Ecco. Può dire alla Corte se ha un fine pena, se può interessare per collocare bene? Guardi, fine pena non le oso dire perché non ho il cumulo qua presente, però il complessivo è di 30 anni. 30. Le chiedo, la sua conoscenza con Tagliavia già richiamata, e quindi do per scontato che vi conosciate, può collocarla nel 92-93 con riferimento a questi fatti Firenze-Roma-Milano? Ci ha mai avuto discorsi su Firenze-Roma-Milano? Domanda già in fondo fatta dal Presidente, io qui riprendo difendendo Tagliavia e vorrei chiarezza sul ruolo del Tagliavia rispetto se c'è mai stata una riunione con Tagliavia presente. Con me no. Ecco, non ha mai sentito parlare di coinvolgimenti di Tagliavia? No, nessuna cosa. Chiarito questo, vorrei, pur rimanendo lei sempre informato di questi fatti, c'è stato il raffreddamento famoso con Bagarella, però diciamo dopo lei dà l'esplosivo, quindi lei sapeva quello che stava succedendo.
Sì, ma lo sapevo anche prima, bene che bisogno di... Era completa la sua conoscenza. Non sapevo chi materialmente stava facendo, però sapevo quello che stava avvenendo. Ecco, Leggo subito che Bagarella se ne è fregato, per dirla in maniera volgare, quello che gli avevo detto io, e hanno proseguito quello che avevamo stabilito nel Vellino e a Vasile. quindi uno stravolgimento, mi pare, di regole a un certo punto. No, stravolgimento, perché alla fine era una buona creanza per andare d'accordo, però fuori dalla Sicilia ognuno poteva fare quello che voleva. Se io volevo, la mattina mi svegliavo, volevo andare a fare quello che mi passava per la testa fuori dall'Italia, cioè fuori dalla Sicilia, nessuno mi poteva dire, quindi non è che le potevo dire no, non lo fai, stai sbagliando. Era una critica, fra virgolette, tattica. Tra lei e Bagarella. Va bene. Sul 41 bis ci sono due cose che le voglio chiedere. Una, questa dei maltrattamenti. Se può spiegare alla Corte che tipo di notizie vi arrivavano sui maltrattamenti. Avvocato, non depisti, non fa parte del... l'ho letto recentemente, non c'è i maltrattamenti nel 41 bis. No, la causale delle bombe sarebbe che i detenuti venivano maltrattati. Sì, ma l'ha detto, ha premesso. Sul 41 bis, Sì. quindi non colleghiamo le due cose. 41 bis è una cosa, i maltrattamenti erano una bomba. Vabbè. I detenuti al 41 venivano maltrattati per quello che ne sapevate voi? Non l'ho appena detto. Ma in che tipo di discorso veniva fuori? Psicologico, morale, fisico. Picchiati anche, percossi anche, Sì, signor Presidente, è tutto che ci... e loro reagirono con l'uccisione. Se no altrimenti non si capisce, qua siamo... Infatti è drammatica la cosa, perché qui le due cose vanno di pari passo. A un'intelligenza come la sua non sfugge che qui siamo alla pari. Certo. Ecco, e questo è drammatico, Vabbè. purtroppo. Ci ho posto perciò in quel periodo 92-93 di favori a detenuti dal 41 si è mai sentito parlare? Non ho capito la domanda, chiedo scusa. Dice Tizio è al 41 però paga le guardie e ha dei favori. Si è mai saputa una cosa del genere? No, in quel momento, guarda, in quel momento l'unico spiraglio era che non so se Serrino, da chi veniva, si erano sapute di alcune guardie siciliane, sarde, campane, che partecipavano alla cosiddetta squadretta, che partecipavano a questi casi, quindi individuarli uno per uno e poterli bastonare. Noi bastonare, eliminare, uccidere, l'abbiamo ucciso. No, ma la domanda dell'avvocato è diversa. Questo Era 41 bis era rigoroso, veniva applicato con tutti i crismi di severità, per cui letteralmente neutralizzava da ogni vita di relazione il detenuto, oppure era un po' l'acqua di rosa, c'era anche la possibilità, pagando o non pagando? No, per un periodo, io mi riferisco, signor Presidente, all'inizio proprio. All'inizio, per i detenuti non confondiamo tutta l'Italia, i detenuti di Pianosa e Lasinara, perché 41 è stessa tutta l'Italia, ma in particolar modo per quei due... I siciliani, diciamo. Siciliani c'erano tutti, non so, io non... Sì, Che succedeva a Pianosa e Lasinara? Da Pianosa e Lasinara, mio padre era alla... Cioè, in questi posti era molto rigoroso, era abbastanza duro? Sì, rigoroso. In altre parti? Altre parti non lo so. Non lo so. Le notizie in particolar modo arrivavano da questi due istituti. Quindi l'assegnazione la sappiamo di quella che era del tagliavia. Ora, seconda domanda, ha avuto notizia lei di revoche importanti di 41 nell'autunno del 93? Cioè, come novità, dice, sai, hanno revocato 50, 141. Gliel'ho chiesto. Lo so. Non mi ricordo. Perché adesso a distanza da un'ora... No, non mi ricordo. Lei non ha questo fatto nella memoria come un fatto eclatante. Eppure, per far capire alla Corte, lei che faceva nel 93 dell'autunno? Che ruolo aveva e che attività in corso aveva? Mi interessavo attivamente, per mia disgrazia, perché la considero tale, di Cosa Nostra. E in quel momento, se c'erano stati dei benefici o meno, questo non me lo ricordo, però ancora Pianosa e Lasinara esistevano. Lei era capomandamento di San Giuseppe Jato. Precisamente. E stava facendo il sequestro di Matteo. Avevo in atto anche il sequestro di Matteo, sì. Vuol dire alla Corte, nel sequestro di Matteo, insieme a lei, è giusto, dalle sentenze parlo, già definitive, se c'erano Graviano, Matteo Messina Denaro, Bagarella? Sì, c'erano anche loro responsabili, sì.
Quindi nello stesso periodo, per il sequestro di Matteo, voi andate d'accordo e lo fate assieme. No. Come funziona? Ecco, vuole No. chiarire alla Corte, perché il sequestro di Matteo... Iniziamo assieme, a un dato punto, iniziate assieme. in dato punto vengo lasciato da solo quando avviene questo raffreddamento e poi Messina Matteo si rimette a disposizione nella parte finale, però quando già Giuseppe ancora all'epoca Bagarella non è stato arrestato, Messina Matteo si mette a disposizione per vari siti nel Trapanese. Però per il sequestro di Giuseppe Di Matteo ha un'altra finalità, non c'entra niente il 41 bis. Benissimo, ma le persone quelle sono, cioè eravate assieme, quindi nell'autunno del 93, gennaio 94, lei li vede Graviano, Matteo Messina Denaro, Bagarella? Sì, abbiamo stabilito pure di mettere in atto questo sequestro di persona. Vabbè. Senta, con Spatuzza ha avuto mai discorsi quando fu per un periodo nel 95 lo Spatuzza a Brancaccio a comandare? Guardi, Spatuzza è stato affiliato, sono stato io a affiliarlo ritualmente. Quindi Per quel poco che ci siamo cominciati a frequentare, l'unico che ho saputo è il mancato attentato all'Olimpico, di lamentele che arrivavano dal carcere dal padre di Tagliavia per motivi di soldi. Chi è che si lamentava? Il padre di Tagliavia o Spatuzza? Spatuzza, per problemi a livello di gestione del territorio. Ce l'aveva con questo padre? Mi ricordo i dettagli, non me lo ricordo, ma avevano delle polemiche gestionali sul territorio. E pertanto questo ci tenevo appunto che emerge. Da Tagliavia invece a lei non è mai arrivato confidenze, richieste, niente? No, non c'è stato mai nessun tipo di contatto con quell'episodio che ho raccontato. Senta, e le ultime cose sono queste. Se vuole chiarire alla Corte un passaggio su cui poi preannuncio la difesa avrà anche una richiesta istruttoria, quando ha parlato di via Ughetti, delle intercettazioni via Ughetti da cui usciva fuori l'attentato di Contorno, di Costanzo, chiedo scusa, chi ci stava in via Ughetti e quando è che, se lei se lo sa, e quando è che poi questa cosa esce fuori? Via Ughetti ci sta Gioacchino La Barbera e Gioia Antonino, quelli che la frequentano assiduamente, ma ci sono altri uomini d'onore. E lì dentro c'erano delle microspie? Perfettamente. Questa cosa io l'ho saputa, Gioia è stato arrestato, a me la notizia me la porta il fratello, quindi ancora non si era suicidato, quindi in questo lasso di tempo. Il fratello Mario che ci andava a colloquio. Mario Gioè le dice questa cosa. Con Gioè lei aveva tenuto i rapporti con Bellini Paolo? Sì. Ora io non, siccome premetto, signor Presidente, che questa difesa presta il consenso all'ingresso dei verbali di Brusca della scorsa istruttoria, non sto qui a richiedere a Brusca del Bellini Paolo tutto. Una domanda me la permetto per poter poi rivedere tutti quei verbali. Lei all'epoca disse Bellini era dei servizi. No, non ho sì, detto... no, l'ha detto Brusca, perché le do anche la pagina, ne ha dette così tante che ha detto anche questa. A pagina 4107, dico per la Corte, dell'audizione Brusca, che non mi si chieda, io le carte dell'epoca ce l'ho alluvionate, lo posso dimostrare, ma ce l'ho ancora, è un caro ricordo, pur nella tristezza dei fatti. Disse Bellini era dei servizi segreti. Ora, non è che è obbligata a ripeterlo oggi, vorrei che spiegasse alla Corte se lei Brusca Giovanni, scusi esattamente, da foglio 4107 dell'audizione Brusca nella presidenza genovese, cioè il processo Rina Graviano, 96-98. ecco, Rina Graviano, che furono stralciati. Brusca è stato sentito 2000. 2 volte, è stato sentito. Sì, quello nel 2000. Ecco, io le chiedo, cioè a lei Giovanni Brusca ormai... Come la testualmente l'affermazione? Io mi sono annotato all'epoca, Bellini, sono proprio carte dell'epoca, Bellini era dei servizi segreti, cioè, allora, non è una contestazione, è una domanda. Lei allora, non è una contestazione, non è una contestazione, ce l'ho che era dei servizi segreti Bellini. Non lo posso dire perché non mi risulta, avevamo sospetti che appartenesse ai servizi. Allora si attesta su quello si aspetta adesso, ecco.
perché si ricorda la lettera che Gioè fece arrivare da Re Bibbia, un momento drammatico, cioè si suicida la notte delle bombe di Roma, il 27 luglio del 93. No. E dice, se lo ricorda, lui disse No, io che era questa un lettera non l'ho mai vista. non l'ha mai vista, ma che Bellini fosse un infiltrato. Ma l'ha detto già. Un infiltrato, non solo dei servizi, un infiltrato. Infiltrato di chi? Chi l'aveva Cioè, infiltrato? perché la mia domanda di fondo a Brusca Giovanni è questa. Cioè, se lì a San Giuseppe Jato, ad Altofonte, terra di Carlo, terra dei Gioè, per la corte nomi che poi vivono nelle carte, i servizi avessero un dialogo tramite Bellini, quando dico servizi, Brusca, dico forze di polizia, cioè carabinieri, polizia, guardia di finanza, i servizi, qualcuno dello Stato che sia venuto prima delle bombe, addirittura prima di Falcone, per un dialogo. Sa qualcosa? Che era con lei poi sto dialogo alla fine? Per quello che mi riguarda, signor Presidente, chiedo scusa, ma è solo sulla politica giudiziaria. Per quello che mi riguarda. Per quello che mi riguarda? Politica giudiziaria. Fantapolitica giudiziaria, non Non dell'avvocato è il caso di insistere, non è perciò il caso di insistere. Non è il caso di insistere. Sono queste No, costruzioni- Presidente, le dico questo. Giornalisti. Non è il caso di insistere. Lei, Brusca, e qui chiudo che così ci ricolleghiamo all'epoca, altri due temi. Su Boboli, la bomba di Boboli, il signor Rina era informato o no Rina si era informata di Bob? della bomba di Boboli? Preventivamente no, quando poi è stato fatto gli è stato informato. Cioè, gli è stato detto dopo? Per completare a voi, signor Presidente, con il solo sospetto che una persona, una donna, dice che era con un uomo, Antonella Bonomo, con il solo sospetto che potesse avere rapporti con un suo parente dei servizi segreti, è stata uccisa, si figuri. Ecco, questo perché lo dice alla Corte? Questo è un messaggio, Brusca, perché No, un lei dice messaggio, per questo? fargli capire il contesto di Cosa Nostra. Questo omicidio è un omicidio per il quale Brusca ha giudicato, nel quale Messaggio a chi? anche a me, Presidente, E lei mi ha fatto la risposta, la domanda, chiedo scusa. Va bene. nel quale si suppone che Brusca avesse un cellulare fornito dai servizi segreti nell'omicidio Milazzo Bonomo. No, No, faccio la domanda, lasci stare le supposizioni. Lei aveva un cellulare fornito dai servizi segreti? Cellulare No. Castellone. Ha detto no. Calabrò Gioacchino ha preso una condanna all'ergastolo ed ancora su quell'ergastolo solo Va bene, reclama la questo ce lo revisione, dirà alla oltre a Corte quello di quando al Firenze. momento, avvocato Cianferoni. Perché si suppone che Probabilmente- Brusca abbia rapporti con i servizi fin Lei dall'epoca. è tanto bravo, ma tenti che a fare sono una bravo, commistione Presidente, tra sempre più vecchio. quello che deve dire ai giudici Sempre più vecchio. quando sarà il momento e le domande che deve fare al più test. vecchio. È una cosa che ha manifestato fin dall'inizio, vedo che la accompagnerà fino alla Ho fine di finito. questo processo. Io volevo solo emergesse Ha questo finito, dato che so, il Rina però- non sapeva di Boboli, gli viene detto dopo. Avvocato, io che le devo dire? Non c'è, E quindi non questo- sono in grado. Andiamo E in ultimo, no, cartesianamente. c'è, la domanda, ha detto prima, no? Ha detto, siamo venuti il proiettile dimostrativo, la bomba a mano, ora poi lo troverete nei verbali, il Rina viene informato dopo di questa azione. Lui dice che sapeva e venne informato, ma l'ha detto che venne informato dopo. sì, l'ho detto prima, dopo, C'è- e continuo a dirlo. sempre Questo così. non c'è di differenza. La rilevanza poi si vedrà, quella che noi riteniamo possa essere, no? Su questa linea. Perché il signor Brusca ricorda, e chiedo alla Corte di spiegare bene, coloro che hanno fatto gli attentati in continente, nelle dinamiche proprio numeriche di Cosa Nostra, erano maggioranza o minoranza? Non ho capito, chiedo scusa. Cioè chi ha messo le bombe a Firenze, Roma e Milano, erano maggioranza o minoranza? Ma ho spiegato. Maggioranza o minoranza di chi? Rispetto al numero di capi mandamento di Cosa Nostra. Ho spiegato, signor Presidente, che era una parte, spiegato l'altra volta. una parte minoranza, Minoranza. di tutta, tra virgolette, È una minoranza. sotto il profilo Cosa quantitativo. Nostra fa queste strade. Chiedo scusa. Avvocato, le ripeto, e lei si fa la domanda e si dà anche la risposta. No, e c'è Facciamo nei la verbali, dialettica. capito? Allora, la risposta è... Sotto il profilo quantitativo di soggetti a Cosa Nostra eravamo in minoranza, sotto il profilo qualitativo sostantivo eravamo in maggioranza. Sostantivo e aggettivo. È un discorso di semantica a questo punto, scusate, a zero. Questo. Bene, allora ha finito avvocato Cianferoni? Lei
diciamo, ha cognizioni sulle dinamiche di Cosa Nostra fino a che data? 20 maggio 96. Non successivamente. No, poi da allora fino ad oggi ancora sono, fra virgolette, sotto regime similare a 41 bis. Sempre isolato per 14 anni, sempre sotto registrazione, tutto, non ha cambiato una virgola. Ciò che, ecco, visto si è fatto riferimento a questo tema delle conoscenze del 41, quando è che, se mai c'è stato questo giorno, Rina non è più, se poi lei può dire no, lo è ancora per le sue conoscenze, capo di Cosa Nostra? Fino a quella data ancora era capomandamento, capo provincia, capo di capi, capo di tutto. Strada facendo, se si sono cambiate le cose, questo non glielo so dire. Ho capito. Ecco, e in ultimo, se ritiene di rispondere per la sua credibilità ovviamente, se recentemente, abbiamo fatto tutti riferimenti agli organi di stampa, non è una cattiveria brusca, non me ne voglia, se lei è stato fermato nel programma perché gli sono stati trovati 200.000 euro. L'ha detto, sono stato accusato di riciclaggio, messo sotto queste cose. Indagato. Indagato. Non mi interessa di andare oltre nella questione. La ringrazio, arrivederci. L'ultima cosa la voglio chiedere io, con riferimento al tagliavia, attingo sempre dalle carte che fanno parte di questo processo. Il sindaco Di Vincenzo parla a un certo punto di un dissidio che sarebbe insorto tra lei e Graviano. Chiedo scusa, Sinagori? Tra lei a un certo punto, dice il Sinacori, avrebbe avuto in mente di sparare a Ciccio Tagliavia. Chi io? Il Brusca. E sarebbe andato a Palermo camminando nella zona di Graviano proprio per fare questa cosa qui. La zona di Graviano è il mandamento di Graviano. Avrebbe incontrato Filippo Graviano che l'avrebbe dissuaso. È vero questa cosa? Ma completamente. Guardi, posso smentirla totale, però sa in quale contesto è avvenuta, ma non ho nessun mai ricordo. Avuto dissapori, contrasti con Tagliavia? Ma completamente, non ho avuto mai nessun, almeno che io mi ricordi fino alla giornata non ho nessun. Io ho fatto un estratto dalla. No, per carità, io non andremo a verificare. Va bene, allora siete d'accordo, possiamo congedare il dichiarante. Grazie, si ritorna.